Telespettatori di Antenna 3, ben ritrovati con l'edizione straordinaria dei nostri telegiornali, dedicata come sempre ormai da mesi a tutti gli aggiornamenti, a tutte le notizie sull'andamento dell'epidemia da coronavirus nel nostro territorio, ma anche su tutte quelle che sono le implicazioni nella vita quotidiana di ciascuno di noi in questa fase 2, soprattutto in questa fase 2 che, come ribadito più volte, richiama ciascuno di noi alla propria responsabilità. Ci sono delle novità per quanto riguarda i provvedimenti presi dal governo, perché proprio nella notte sono stati effettuati degli aggiornamenti per quanto riguarda il decreto di liquidità e quindi per quanto riguarda quelli che sono gli interventi del governo che verranno stanziati a favore delle aziende. Poco fa c'è stato anche l'intervento in aula alla Camera del Premier Conte, con delle contestazioni anche molto vivaci da parte dell'opposizione, tanto che è stata interrotta la seduta. Poco fa il Premier Conte ha detto che se il peggio è alle spalle lo dobbiamo ai cittadini che hanno modificato i loro stili di vita. Appunto così nell'informativa in aula alla Camera sulla fase 2 il Premier Conte, che però avverte non è il tempo dei parti, delle movide e degli assembramenti. Per Conte il DL semplificazione è il primo tassello della rinascita. Proprio del DL semplificazione parleremo tra pochissimo con il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta, che sarà con noi in collegamento Skype da Roma. Poco fa appunto il Premier Conte ha annunciato che dal 25 maggio partiranno i test sierologici volontari su campione, ci sarà l'implementazione dei test molecolari, poi ribadisce il taglio dell'IMU per alberghi e bonus vacanze, ed infine un appello agli italiani, quello di fare le vacanze in Italia ed un monito: il sistema bancario può e deve fare di più. Appunto la seduta è stata poi sospesa per le ripetute proteste dell'opposizione durante l'intervento del deputato Movimento 5 Stelle Ricciardi, che ha attaccato in modo particolare la sanità lombarda per quanto accaduto. Allora, in attesa di collegarci, dovrebbe appunto essere con noi in diretta tra pochissimo il sottosegretario Baretta, parliamo di economia con i dati di un'indagine che è stata presentata proprio ieri da Unioncamere del Veneto, l'indagine congiunturale sull'impatto che il Covid-19 ha avuto sulle imprese del Veneto, dati che sono drammatici per i presidenti delle camere di commercio e che sostengono insomma che il decreto rilancio non è sufficiente. Dalla regione c'è anche in arrivo un provvedimento con misure importanti, dati drammatici, perché se viene confermato che nel primo trimestre del 2020 c'è stato un calo nella produzione in Veneto del 7,6%, non dobbiamo dimenticare che nel primo trimestre l'emergenza Covid per 2 mesi ancora non c'era, visto che appunto il lockdown è scattato a marzo, cosa quindi che fa ancora più preoccupare per quelli che potranno essere i dati del trimestre successivo. Ma vediamo intanto questo servizio. Noi stiamo preparando come regione forse uno dei provvedimenti più forti a livello italiano che ci siano mai stati, ovviamente parlo fra regioni, verrà presentato a giorni, e ho l'ambizione di immaginare un piano che vada a intercettare le sacche, diciamo, di criticità più forti. L'assessore Marcato, in occasione della presentazione dell'indagine congiunturale del manifatturiero sull'impatto che l'emergenza Covid ha avuto sull'economia veneta, annuncia il provvedimento della regione. Non sarà un piano a pioggia spiega, ma il risultato di un confronto con il territorio. I filoni saranno 2, uno il credito e un altro invece un filone che riguarderà risorse a fondo perduto. Decreto rilancio del governo che non piace all'assessore, anziché, spiega Marcato, aver distribuito le risorse tra settori e territori maggiormente colpiti dall'emergenza, sono state spalmate in maniera omogenea. Critici anche i presidenti delle camere di commercio. Non ci siamo assolutamente, perché non è una questione di quantitativo di soldi, ma anche come
vengono spesi e come vengono utilizzati. Siamo di fronte a un decreto fatto di 450 pagine che è arrivato con 3 mesi di ritardo, dove la definizione anche degli standard di sicurezza sono arrivati la domenica sera alla riapertura del giorno dopo. L'indagine, che ha preso in considerazione 2000 imprese venete, fotografa una situazione molto pesante. Prometeia per il PIL del Veneto prevede un meno 7% con investimenti ed export anelli deboli. Nel primo trimestre 2020, per quanto riguarda la produzione regionale, si registra un meno 7,6% rispetto allo stesso periodo del 2019. E ancora, sempre nei primi 3 mesi di quest'anno, le imprese che sono state obbligate alla chiusura hanno registrato per produzione, ordine e fatturato cali che si aggirano tra il 10,5% e l'11,9%. Ma anche le previsioni sono tutt'altro che rosee per gli imprenditori, la situazione è in peggioramento. Il quadro delineato dei dati descrive una situazione gravissima che farà sentire i suoi effetti in modo ancora più pesante nei prossimi mesi. Con il crollo della produzione si è bloccata l'industria del Veneto, ovvero la locomotiva del paese, spiega il presidente di Unioncamere del Veneto Mario Pozza, che punta il dito contro la burocrazia parlando di burovirus, delusione poi per il tanto atteso decreto aprile. Ma è più, direi, un provvedimento da campagna elettorale che da visione politica di una politica industriale. Pozza tira in ballo il sistema camerale delle esportazioni con la rete delle camere di commercio italiane all'estero, che potrebbe dare un aiuto strategico, questione che il Presidente avrebbe voluto discutere con il Ministro degli Esteri Di Maio, richiesta però ancora senza risposta. Ormai ho perso la data, deve ancora arrivare, ma vi parlo già di 15-20 giorni fa. Questo perché lo dico? Perché le camere italiane all'estero sono state tagliate fuori dal sostegno alle imprese. Ecco, allora, avete sentito quindi la situazione per quanto riguarda le imprese, in modo particolare per quella che è la produzione nel nostro territorio, secondo questa indagine, i dati di Unioncamere nel primo trimestre del 2020. E naturalmente sono dei dati preoccupanti, proprio perché, come dicevamo appunto, il primo trimestre comprende anche 2 mesi, gennaio e febbraio, che ancora non erano all'interno del lockdown, quindi insomma ovviamente la preoccupazione per il trimestre successivo è ancora più grande. Ma in queste ore un'altra preoccupazione particolarmente importante è quella relativa al comportamento di diverse persone, in modo particolare giovani, che in barba, diciamo, a quelle che sono le indicazioni relative alla prevenzione di ulteriori contagi, quindi obbligo della mascherina, quindi distanziamento, quindi divieto di assembramento, negli ultimi 2 giorni, da quando lunedì hanno riaperto ristoranti, pub, locali pubblici, bar e quant'altro, hanno appunto messo in essere delle scene davvero allarmanti, e proprio per questo il governatore Zaia ha annunciato che ci sarà uno spot anche ad hoc, e ha annunciato anche la sua preoccupazione, proprio perché in questa fase 2 il Veneto si gioca veramente la ripartenza. Sentiamo quindi il servizio. Annuncio che partiamo con uno spot, sarà un po' crudele, qualcuno gli dirà che queste robe non si fanno, a me non me ne frega niente, a me interessa salvare le vite dei veneti, quindi come ho fatto gli spot per la sicurezza stradale che mi hanno contestato, allora faremo uno spot, insomma, che dà una dimensione anche di cosa voglia dire andare all'happy hour senza mascherina a far casino. Si rivolgerà agli stessi giovani che nelle scorse settimane erano stati elogiati per senso di responsabilità. Lo spot voluto dal governatore Zaia, destinatario proprio in queste ore di numerose segnalazioni da ogni angolo del Veneto. Noi abbiamo miriade di messaggi, di mail che ci arrivano e ci dicono fate qualcosa. Assembramenti quindi da spritz e non solo, oggetto di una lettera accorata di una ragazza padovana poco più che ventenne che ha scritto direttamente a Zaia. La prego, se è necessario, ritorni alle chiusure rigide. Non ci meritiamo niente. Dobbiamo sempre rovinare ogni cosa, e allora forse sì, è giusto che lei richiuda tutto. Magari impareremo, magari no. Mi spiace davvero, la vera libertà la vedo sempre più lontana, e purtroppo a stare chiusa dentro la mia regione, la mia città, la mia casa, sto finendo per ammalarmi. Questa ragazza è una ventenne.
Toni durissimi che Zaia fa propri, confidando però che il buonsenso alla fine prevalga anche con l'aiuto di amministrazioni, forze dell'ordine, esercenti. L'obbligo di vigilanza in un tema di sanità pubblica è doveroso, quindi facciamo anche qui, io non so, facciamo le sanzioni agli esercenti. Adesso ho degli esercenti che scrivono disperati e dico ti prego non chiudere, altri dicono, i ristoratori mi scrivono e dico chiudi i bar, perché è colpa loro, non è colpa nostra. Io non voglio vedere una guerra tra poveri. Altri nodi toccati dal governatore, quelli delle elezioni regionali di cui continua a invocare la convocazione e l'esclusione dei comuni veneti dai 200 milioni stanziati dal governo per le zone rosse. A me sembra imbarazzante sta roba, no? Non serve neanche dire il Veneto è stato zona rossa o no. Aveva 1832 morti, se non ricordo male, quelli che vi ho letto prima. Vi dico, penso che sia lapalissiano che noi siamo stati martoriati dal virus e quindi faccio appello a coloro che hanno un ruolo in questa maggioranza di governo, l'opposizione lo fa già, ma chi ha ruolo di interessarsi affinché venga corretto questo errore, che io voglio considerarlo ancora errore perché mi rifiuto, ma veramente ci credo, di pensare che sia una strategia. Ecco, allora avete sentito le parole del Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, che tra poco tornerà al consueto appuntamento con la stampa alle 12:30, ma ci richiede la linea dalla Protezione Civile di Marghera la collega Anna Maria Parisi, perché proprio davanti alla sede dell'unità di crisi regionale c'è una nuova protesta. Anna Maria, a te la linea. Sì, eccoci, ci sentite? Sì, sentite? Sì, vi sentiamo perché bene. Non ho il ritorno. Allora, come vedete siamo proprio qui in diretta dalla sede della Protezione Civile con la protesta pacifica delle educatrici, gli educatori, per lo più educatrici dei nidi e degli asili, dei nidi in famiglia anche. Sono qui perché dicono, arrivano da tutto il Veneto, da tutta la regione, mi dicono di sì annuendo con la testa. Quante siete qui a manifestare? Un centinaio. Ecco, sì, sono veramente tantissime, perché dicono adesso il nuovo decreto non contempla i nidi da 0 a 3 anni. Noi siamo gli invisibili, siamo stati dimenticati, quindi prima reclamavano a gran voce verso il famoso balcone al primo piano che si trova sopra di noi l'arrivo del governatore Luca Zaia. Noi siamo l'orgoglio veneto, dicono nei tantissimi cartelloni che vedo, sto leggendo qui accanto a voi, siamo piccoli ma siamo il futuro, perché dimenticate? Insomma, che cosa? Una manifestazione, dicevo, che si articola in due parti, adesso qui a Marghera presso la sede della Protezione Civile e nel pomeriggio andranno intorno alle 14 a Venezia. Dunque, chi è che vuole prendere parola? Siete in tantissime? Prego, la portavoce. Da questa parte, buongiorno. Quasi 900 strutture a rischio fallimento. Sì. Come si chiama? Allora, io sono Laura Recupero, sono un gestore di un asilo nido che opera nel territorio da 24 anni. Dove? A Verona città, e siamo parte del comitato Educhiamo, che appunto raccoglie tutti i gestori, gli educatori, anche i genitori, perché anche i genitori protestano insieme a noi per la riapertura, perché siamo un servizio fondamentale, e la chiusura da febbraio praticamente ha messo in crisi un po' tutto. Adesso stanno iniziando a sentirla ancora di più perché loro stanno tornando al lavoro. Smart working è molto duro e ovviamente le donne sono quelle a rischio di perdita di lavoro, ovviamente, perché chi guarda i bambini, i nonni sono ovviamente la categoria a rischio e quindi sono i più tutelati. E i bambini? Anche perché voi dite, ma come, non riapriamo noi e fanno riaprire la Movida fino a orari assurdi? I teatri, i cinema, il calcio. I teatri non sono ancora aperti. Ma apriranno perché sono in calendario. Noi, nessuno ci ha nominato. Dal 3 ai 14 anni c'è in previsione i centri estivi, ma 0-3 è come se non esistessimo. Noi siamo vestite di bianco per dichiarare questo, sentirci invisibili, quando sappiamo perfettamente che le nostre strutture assolvono un compito sociale
enorme, essenziale. Quindi questa nostra manifestazione, che doveva essere statica e silenziosa, ma l'emozione è tanta perché non è il nostro lavoro questo, non ha fatto in modo che rispettassimo le norme, ma vabbè, fa lo stesso. Abbiamo avuto un incontro con la dottoressa Lanzarin che è stata molto esauriente e molto gentile. Cosa vi ha detto l'assessore? Allora, l'assessore ha detto che si erano già resi conto di aver fatto una discriminanza tra le strutture, perché loro si erano basati su una legge del 1990 e quindi le strutture nate dopo l'ultimo bando di questa legge, che è del 2010, erano tagliate fuori. E allora, in un momento di grande emergenza come questo, ci sembrava giusto sottolineare che siamo tutti uguali e quindi una mano bisogna darla a tutti. E la dottoressa ha detto che hanno già individuato dei fondi e che verranno distribuiti a tutte le strutture indistintamente autorizzate e accreditate dopo il 2010. Quindi ecco, resti qui. Ecco, Anna, allora scusa un attimo, forse Anna non ci sei, ecco, sì, se ci senti. Allora, mi avvisano dalla regia che abbiamo adesso in collegamento il sottosegretario al Ministero dell'Economia Pierpaolo Baretta, quindi magari torniamo a collegarci con voi più tardi, anche perché insomma sappiamo alle 12:30 ci sarà l'appuntamento con Zaia. Grazie allora ad Anna Maria Parisi in diretta da Marghera. Ci colleghiamo quindi con il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta, perché ci sono delle novità importanti per quanto riguarda gli interventi a sostegno delle imprese, per quanto riguarda il decreto liquidità, no? Buongiorno intanto sottosegretario, buongiorno. Vuole illustrarci allora quali sono le ultime novità al decreto liquidità di questa notte, insomma, se non erro? Sì, nella discussione parlamentare di questa notte come governo abbiamo dato parere favorevole allo spostamento a 10 anni per il rientro dei crediti che le aziende prendono. Sappiamo che quelli sotto i 25.000 euro avevano un rientro fino a 6 anni ed è stato chiesto da molte categorie economiche, da molte imprese, che questo tempo di 6 anni era troppo corto. Lo abbiamo spostato a 10, che più o meno era la richiesta fatta, e mi pare un'importante soluzione. Ma non solo questo, il tetto da 25.000 euro sale a 30.000 euro, quindi le imprese potranno prendere non solo fino a 25 ma fino a 30 e potranno restituirlo non in 6 ma in 10 anni. Questo per quanto riguarda le garanzie al 100% del garantito dallo Stato. Laddove invece la garanzia fosse dell'80%, siamo andati oltre i 10 anni, addirittura sino a 30 anni come possibilità di rientro. Quindi le aziende possono scegliere tra due novità che valuteranno sulla base delle loro esigenze. Se prendono i 25.000 euro, ma anche quelle che le hanno già prese hanno diritto a questo, se hanno preso o prendono i 25.000 euro li possono aumentare sino a 30 e possono restituirli in 10 anni. Se invece preferiscono la garanzia dell'80% fino a 800.000 euro, a quel punto la restituzione può arrivare in un tempo lungo, addirittura fino a 30 anni. Sono due novità importanti, molto richieste dalle imprese, che abbiamo introdotto assieme a un'autocertificazione che risolve quindi molte delle questioni burocratiche che abbiamo visto essere un impedimento in queste prime settimane per l'erogazione dei crediti. Ecco, sì Ministro, perché infatti proprio una delle maggiori osservazioni, insomma, e lamentele da parte delle imprese in queste settimane è stato proprio quella della difficoltà, insomma, di accedere a questi fondi, tant'è che insomma più di qualcuno ci ha addirittura rinunciato a causa di questa farraginosità, insomma, del meccanismo, a causa anche delle difficoltà che vengono poste spesso dagli istituti bancari. Mi pare ci sia una novità in questo senso anche da parte del Premier Conte, che proprio questa mattina in aula ha illustrato il decreto ed ha appunto chiesto anche una maggiore collaborazione alle banche in questo senso. Riusciremo finalmente, insomma, a sburocratizzare questo Paese?
Ma questo è un obiettivo al quale non dobbiamo assolutamente rinunciare, perché questa emergenza ci ha fatto vedere quanto una burocrazia eccessiva sia di danno, e quindi è necessario che non molliamo la presa. Come ha detto il Presidente Conte, noi siamo molto intenzionati, abbiamo, come dire, non tanto in quanto governo, ma in quanto Stato abbiamo imparato la lezione, abbiamo visto i ritardi della cassa integrazione e infatti abbiamo corretto anche quella, consentendo alle aziende di accedere direttamente alla richiesta all'INPS. Abbiamo visto i ritardi sull'erogazione dei 600 euro e che sono stati per 90% superati e che non ci saranno adesso perché la platea è la stessa, e quindi l'erogazione dei 1.000 euro, che è la nuova cifra stabilita, sarà oggettivamente rapida perché la struttura ormai collaudata. Però è evidente che il problema della sburocratizzazione è fondamentale. Per questo, ad esempio, abbiamo fatto questa autocertificazione, cioè l'imprenditore va in banca, certifica lui le richieste, ad esempio di non avere niente a che fare con la mafia, che è una cosa fondamentale, oppure che è solvibile, cioè che i soldi che prende potrà ripagarli, dopodiché le verifiche si faranno a posteriori, ma intanto si può accelerare la pratica di erogazione. Credo che anche queste novità, che sono importanti per le imprese, sono anche utili per le banche, perché hanno una cornice normativa che gli consente di essere meno preoccupate del rischio di erogazione. Ricordo che sotto i 30.000 euro, perché ormai di 30.000 euro bisogna parlare, la garanzia è 100% dello Stato, quindi siamo di fronte a una tranquillità dal punto di vista delle banche che possono esporsi tranquillamente. Questo è molto importante soprattutto per una struttura economica come la nostra in Veneto, fatta di moltissime piccolissime aziende, ed questa novità allinea alla normativa tedesca, perché una delle preoccupazioni che le aziende ci avevano fatto è che il trattamento alle aziende tedesche fosse migliore, più vantaggioso di quello alle aziende italiane, obiezione corretta che abbiamo risolto con queste tre novità che vi ho comunicato e che sono ormai state votate stanotte, e quindi appena il decreto liquidità completerà il suo iter saranno legge per tutti. Però ripeto, abbiamo anche stabilito che già chi ha preso i prestiti non deve, non è che si trova in condizioni diverse, può accedere a questi nuovi vantaggi. Certo, quindi sicuramente è un ulteriore aiuto, un ulteriore sostegno naturalmente alle nostre imprese. Lei ha toccato un tema che sicuramente è molto caldo in queste ore, quello di riuscire a conciliare la rapidità, la celerità nell'erogazione di questi fondi con evitare il rischio di infiltrazioni mafiose o comunque della malavita, perché ovviamente si tratta di fondi importanti, di aiuti importanti, denaro dello Stato che viene erogato, ed è chiaro quindi che l'attenzione deve essere massima. Del resto le recentissime indagini della Guardia di Finanza testimoniano come, per esempio, a proposito del reddito di cittadinanza, proprio di ieri l'indagine degli arresti di numerosi esponenti della camorra e della mafia che appunto percepivano o direttamente o attraverso familiari indebitamente ovviamente il reddito di cittadinanza. Quindi in che modo è possibile conciliare questi due aspetti, la rapidità e la celerità delle risposte, con l'attenzione massima a che questi soldi non vadano a finire anche in mani nelle quali non dovrebbero assolutamente andare? A noi in queste 2 settimane abbiamo parlato molto con i procuratori antimafia e sono stati anche ascoltati in Parlamento in un'audizione. Sono persone molto competenti e quello che abbiamo stabilito è che appunto le verifiche si possono fare a posteriori. L'antimafia dispone di una banca dati importantissima e quindi quello che a loro interessava è che ci fosse appunto un'assunzione di responsabilità da parte
dell'imprenditore che chiede i denari. È evidente che la mafia, la criminalità si insinua proprio nelle pieghe che ci possono essere nella gestione della legge, offrendo proposte. Abbiamo letto in questi giorni che quando alcuni imprenditori sono usciti dalla banca senza avere il prestito, hanno trovato subito un esponente, diciamo, della parte malavitosa che gli ha detto: non ti preoccupare, te li diamo noi. Allora noi dobbiamo fare in modo che questo non avvenga, che il credito sia un credito regolare, ma perché ciò sia effettivamente possibile bisogna semplificare al massimo, pur mantenendo i controlli. La verifica a posteriori e non a priori cambia tutto, perché consente intanto di erogare, poi le strutture dello Stato, sia della Guardia di Finanza che dell'antimafia, sono in grado di intercettare chi barasse al gioco. Quindi è una responsabilità che l'imprenditore sa che prendendosela poi, se non è corretto, ma siccome il 99% dei nostri imprenditori non hanno questo problema, in questo modo consentiamo a tutti di evitare di affidarsi alla malavita per risolvere i problemi drammatici che le aziende possono avere, soprattutto in questa situazione. Sicuramente. Sottosegretario, volevo approfittare anche per chiederle alcuni chiarimenti relativi ad un altro provvedimento che è stato preso, che dovrebbe fungere da volano per le nostre imprese, l'edilizia in maniera particolare. Sono i famosi eco-incentivi per appunto le riqualificazioni energetiche antisismiche degli edifici, oltre anche agli eco-bonus per la mobilità elettrica. Stiamo ricevendo molte telefonate anche in redazione di telespettatori che chiedono dei chiarimenti. Vuole illustrarci brevemente, insomma, chi potrà usufruirne e che cosa si potrà fare, perché sappiamo, insomma, quanto volano per l'economia, soprattutto anche nel nostro territorio, nel nostro Veneto, rappresenti il settore dell'edilizia. Ogni famiglia può investire i propri risparmi per ristrutturare, migliorare dal punto di vista energetico la propria abitazione e questi investimenti sono scontati fiscalmente al 100%. Se poi decidono di cedere questo credito alle aziende che fanno i lavori, e quindi praticamente fare i lavori senza tirar fuori una lira, o alla banca che li finanzia, questo credito va al 110% proprio per consentire a queste aziende che si prendono in carico questo credito, che ovviamente è distribuito nel tempo, di poterlo reggere. Io consiglio soprattutto alle piccolissime aziende artigiane, che sono in parte preoccupate dal rischio che siano solo le grandi a poter gestire questo credito, di consorziarsi tra loro, tipo i confidi, perché questa è una grande opportunità, a parte che fa uscire dal nero un sacco di lavoro, ma nella crisi tra il 2008 e il 2014, quel provvedimento, il primo che facemmo, che non era al 100%, era al 65%, quindi molto meno di questo, mobilitò circa 20 miliardi di risparmio privato e fu una delle ragioni che ci consentì di reggere quella difficoltà di crisi. Noi abbiamo per fortuna in Italia molti risparmi da parte delle famiglie e credo che siano più propensi a spenderli in una situazione di difficoltà più che per accentuare i consumi per migliorare magari il loro patrimonio. Ecco perché questo provvedimento è molto importante sul piano economico, perché, come diceva giustamente lei, è proprio un volano che poi mette in moto altre cose, perché mette in moto i costruttori, mette in moto i fornitori, quindi è un provvedimento da cui ci aspettiamo molto, perché affiancato al 4.0 che riguarda direttamente le imprese, noi possiamo avere uno stimolo, perché questa ripresa è difficile, questa ripresa è complessa e dobbiamo non soltanto dare aiuti e assistenza, come abbiamo cercato di dare, quei 55 miliardi e i 25 prima, ma anche offrire poi le possibilità che l'economia si metta in moto e appunto il volano consenta poi che la ripartenza non ricada poi su se stessa. Sappiamo che
abbiamo visto le difficoltà delle imprese, delle famiglie in questo periodo, perché due mesi e mezzo di blocco hanno pesato. Adesso c'è questo punto di riavvio, consolidiamo il riavvio anche con questi provvedimenti. Ecco, lei ha toccato sicuramente un nervo scoperto, diciamo, soprattutto per le piccole imprese artigiane, che era con un problema, insomma, che era già emerso con gli ecobonus precedenti all'emergenza Covid, quello della cessione del credito, no? Proprio perché i piccoli, a maggior ragione in questo momento nel quale si trovano spesso in crisi di liquidità, fanno fatica, insomma, ad accollarsi un lavoro che poi sì, ok, lo recupereranno dalle tasse, ma in 5 anni mi sembra, se non erro, quindi è diluito nel tempo, senza vedere entrare nella propria impresa della liquidità. Quindi questo non rischia di escludere dal mercato tutta questa fascia di piccole imprese, sono molte nel nostro territorio? Guardi, le piccole imprese associate, artigiani, commercianti, eccetera, hanno uno strumento che ha dimostrato in tutti i momenti di difficoltà di essere in molti casi addirittura più efficace del sistema bancario, che è appunto del sistema dei confidi. Per esempio, nel provvedimento che abbiamo preso questa notte, quello che consente di andare a prendere fino a 800.000 euro e ripagarlo in 30 anni, qualcuno può dire ma quello c'ha una garanzia solo dell'80% da parte dello Stato, che non è poco. No, abbiamo introdotto il fatto che l'altro 20%, e quindi arrivando al 100% complessivo di garanzia, può essere fatto attraverso proprio la struttura dei confidi, che ha dimostrato in tutte le situazioni di difficoltà di essere un solido soggetto direttamente gestito dalle associazioni di impresa. Quindi usiamolo, è un modo anche proprio per dare un'autonomia gestionale alle imprese. Le piccole imprese associate sono in grado di affrontare questa situazione anche attraverso questi strumenti, che possono essere opportunamente applicati anche a questo passaggio del 110% di bonus fiscale per quanto riguarda la ristrutturazione degli appartamenti, ed è chiaro che a quel punto la preoccupazione non solo si risolve, ma diventa anche un'opportunità soprattutto per le piccole imprese, perché noi abbiamo molto bisogno che le piccole imprese non solo reggano, ma diventino, perché lo sono già, ma si consolidano come perno, anche perché le piccole imprese sono più vicine anche alle esigenze del cliente, conoscono il territorio e soprattutto sono anche spesso in grado di offrire nell'artigianato, ci sono una qualità diciamo indiscussa. Questo non è in alternativa ovviamente al lavoro delle grandi imprese, ma guai se noi non privilegiassimo, non avessimo presente la nostra realtà produttiva. Ecco, un'ultima precisazione le chiedo, sottosegretario, relativamente a chi può usufruirne, perché in un primo momento si era parlato solo di interventi per le prime case, poi è stato ampliato anche alle seconde case, o sbaglio? Sì, ci sono delle regole tecniche, ma non è solo le prime case, e soprattutto sono anche i condomini, perché la prima casa, diciamo in termini di casa isolata, è più facile. Uno dei punti non facili, perché ad esempio in un condominio ci potrebbero essere persone che non sono in grado di fare questa operazione. Ecco perché il 100% è diverso dal 65%, nel senso che comunque il 65%, che era quello precedente, ti dava una risposta, e comunque il 35% dovevi comunque pagarlo. Qui non lo devi nemmeno pagare, tanto più se poi lo fai in accordo con un'impresa, praticamente non tiri fuori una lira per i lavori che fai. E i condomini sono molto importanti. Pensiamo a quanti condomini nei nostri territori potrebbero beneficiare di un miglioramento energetico, di un miglioramento ambientale. Questo è un invito anche ai sindaci di utilizzare anche in termini di programmazione del territorio
questa risorsa, perché può consentire di migliorare molte parti delle nostre città. Certo, e sicuramente anche apportare numerosi benefici in tema di qualità dell'aria, che sappiamo insomma nelle nostre città è un tema particolarmente sentito. Sottosegretario, io la ringrazio molto per il suo intervento, buon lavoro e a risentirci, grazie mille. Allora noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, rimanete con noi perché tra pochissimo parleremo delle case di riposo e della situazione che insomma si sono trovati ad affrontare, stanno ancora affrontando molti istituti per anziani. A tra poco, pubblicità. Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione straordinaria dei nostri telegiornali. Siamo in attesa di ripristinare i collegamenti con Michele Basso, direttore della Casa di Riposo Ca' dei Fiori di Casale, e Mauro Michielon, presidente dell'ISRA di Treviso, per parlare appunto di anziani nelle case di riposo. Ecco, li vedo in collegamento, quindi mi sentite? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, grazie allora per essere intervenuti. Comincio da Basso perché so che è da un po' che sta aspettando in collegamento. Allora, la casa di riposo della quale lei è direttore, Casale sul Sile, è stata forse la prima in provincia di Treviso ad essere colpita da un'ondata molto importante di contagi, e si sono vissuti dei momenti davvero di grandissima apprensione e preoccupazione. Attualmente la situazione com'è, Basso? Attualmente la situazione è migliorata notevolmente, non ci sono più casi di positività, o meglio gli ospiti sono negativizzati, anche il personale è negativizzato, siamo sottoposti a tamponi periodicamente dalla task force dell'ULSS 2 e quindi la situazione è assolutamente sotto controllo dal punto di vista epidemiologico. Ecco, vogliamo ricordarlo, quanti contagi e quanti decessi avete avuto? Purtroppo la situazione è stata molto pesante da voi. Noi purtroppo ricordo che la situazione è nata dal trasferimento di un ospite che è stato in geriatria al Cafoncello nello stesso periodo poi in cui si è scoperto il contagio, e quindi è ritornato dall'ospedale in struttura prima della conoscenza del contagio, e quindi questo ha procurato il prolungarsi del contagio anche in struttura. Siamo arrivati a una trentina di contagiati tra gli ospiti e poi anche altrettanti tra gli operatori. Sono tutti negativizzati e abbiamo avuto una decina di decessi. Ecco, sappiamo che anche lei ha vissuto personalmente l'esperienza della quarantena e dell'isolamento. Com'è stata, Basso? Beh, sicuramente non è stato il mese di marzo e il mese di aprile, sono stati veramente duri per noi, strutture, centri per anziani, ma in generale, perché ho sentito anche altri colleghi, è stato veramente un periodo difficile. Siamo riusciti a superarlo anche grazie all'organizzazione, soprattutto grazie all'organizzazione sia delle singole strutture, come nel caso nostro, con i vari professionisti che ci lavorano, i medici, gli infermieri, che devo dire fare un ringraziamento ancora una volta a tutti perché hanno affrontato il momento peggiore con grande forza e grande decisione, sia anche con l'appoggio dell'ULSS 2, la task force, che ci ha seguito indicandoci direttive e procedure da seguire, quindi un lavoro coordinato che secondo me ha dato risultati importanti, tanto che adesso possiamo pensare alla ripartenza, e cioè a ragionare con loro su quando si potrà riaprire, su quando finalmente i familiari potranno rivedere e riabbracciare i propri cari, perché ricordo che ci sono familiari che non vedono i propri cari da 3 mesi.
Certo, andiamo a Treviso ora con le case di riposo dell'ISRA. Michelon, buongiorno anche a lei, grazie per essere qui con noi. La situazione nei vostri istituti qual è stata? Perché insomma in tutti gli istituti per anziani sono stati 3 mesi davvero molto difficili e duri, quelli che abbiamo alle spalle. Sì, io vorrei ricordare che l'emergenza non è ancora finita, anzi questa seconda fase comporta che il distanziamento sociale sia più difficile perché hanno riaperto i ristoranti, i bar, tantissimi negozi, perciò l'attenzione deve essere alta anche adesso perché il virus non è che è scomparso, probabilmente ha rallentato la sua forza ma è ancora presente, perciò massima allerta. ISRA su 800 ospiti ha avuto solo un positivo asintomatico e con secondo giro di tamponi sia la struttura Menegazzi a tutti i residenti che sono negativi che anche lo Zalivani a tutti i residenti negativi. Ecco, le altre 2 strutture siamo ancora in attesa del risultato dei tamponi. Ecco, allora abbiamo visto 2 situazioni estremamente diverse, no? Che cosa ha secondo voi determinato questa differenza? Come mai in alcuni istituti per anziani c'è stata una vera e propria tragedia, insomma, con questi contagi a tappeto tra sia gli ospiti che il personale, mentre altri sono riusciti a tenere il virus al di fuori? Basso. Beh, la tempistica delle conoscenze è stata determinante. A fine febbraio non si sapeva ancora nulla, ma nessuno sapeva nulla. Cioè, se voi andate a vedere le date, il 18 febbraio non si sapeva nulla. Poi succede il caso della signora Maggiò, intorno al 25-26 febbraio se non erro, e nel caso nostro ospiti che sono stati, nel caso nostro ma anche di altre strutture, ospiti che sono stati in geriatria in quel periodo e sono ritornati nelle case di riposo prima del 25-26 febbraio, non si aveva conoscenza del contagio. Noi abbiamo chiuso tra i primi le visite ai familiari, ci sono le cartellonistiche ancora di quei giorni là appese con quelle date, ma quando non si sapeva non è stato possibile prevenire con delle misure. Si è fatta la chiusura dei familiari, si è fatto il triage prima. Tutte le procedure sono state applicate, ma se certo arriva un ospite contagiato senza averne conoscenza, è difficile da fermare. Dopo, nei giorni successivi, già dai primi di marzo, la situazione già era diversa, perché a quel punto si conosceva la situazione, si sono bloccati gli ingressi alle strutture e quindi si è riusciti a contenere e avere più certezza di chi arrivava dall'esterno. Poi, naturalmente, ci possono essere altri casi, ma le case di riposo funzionano un po' come un acquario, cioè se io entro e da contagiato contagio, se entro non contagiato non contagio nessuno, quindi rimane anzi un'isola protetta, meglio che non un ambiente esterno. Certo, allora Michelon, all'ISRA invece che cosa è successo e come siete riusciti a impedire sostanzialmente che il virus entrasse negli istituti dell'ISRA e a preservare i vostri anziani? Beh, allora io premetto che ho sempre detto che ci ha dato una mano anche la provvidenza, perché noi abbiamo chiuso l'accesso ai familiari, a tutti gli estranei, già il 24 febbraio, appena c'è stato il primo sentore, abbiamo chiuso subito, abbiamo blindato le 4 case di riposo e abbiamo anticipato di 15 giorni il DPCM del governo che ci diceva il 9 marzo di vietare l'accesso. Noi l'abbiamo fatto già dal 24 febbraio e questo, a mio parere, è stato fondamentale. Dopodiché quindi la tempestività nel bloccare, insomma, sì, è stata la salvezza, insomma. Dopodiché, quando parlo di provvidenza, evidentemente il collega Basso ha avuto la sfortuna di avere un'anziana che è tornata in geriatria con il contagio e mi rendo conto che quando entra il virus è difficile poi contrastarlo. Noi comunque appena abbiamo percepito la questione geriatria abbiamo tenuto sotto monitoraggio tutti i nostri residenti
che erano andati in ospedale da gennaio a febbraio. Abbiamo fatto un monitoraggio continuo indipendentemente se fossero stati o meno in geriatria, ma solo il semplice fatto di essere stati in ospedale ci ha allertato. E in questo modo, insomma, siete riusciti ad arginare il contagio, un solo contagiato, insomma, in tutte le strutture. Un positivo asintomatico. Ecco, attualmente invece veniamo ad oggi. La situazione nelle case di riposo com'è? Perché soprattutto questo fatto, diciamo, di continuare a rimanere isolati, di non poter vedere i familiari per gli anziani ospiti, come anche per i familiari, è fonte di grande sofferenza anche. Che cosa si sta facendo? Abbiamo visto, insomma, nel corso di questi mesi questi rapporti via Skype con i familiari, con le videochiamate, con WhatsApp, quindi anche le moderne tecnologie sono entrate nelle case di riposo, consentendo ai nostri anziani di poter in qualche modo interagire con i propri familiari. Ora, in questa fase 2, la fase 2 delle case di riposo, com'è? Come ha detto lei, giustamente si è utilizzata in maniera massiva l'utilizzo della videochiamata con i tablet e con i cellulari. È diventata una consuetudine, ogni giorno ci sono le videochiamate e questa cosa sta continuando. Se all'inizio sembrava una cosa, diciamo, di contorno, si è rivelata un'attività quasi essenziale. Il poter vedere i propri nipoti, i propri cari a casa per i nostri anziani è fondamentale. Adesso si sta passando alla fase diciamo delle vetrate, nel senso che il familiare può iniziare a recarsi all'esterno della struttura e vedere attraverso la vetrata l'anziano. Chiaro che non è il massimo, è una bella cosa, però è un modo per far vedere, avere un primo contatto senza naturalmente correre rischi di contagio, ma di poter vedere il proprio anziano e il proprio familiare attraverso la vetrata della struttura. Questo comunque è una cosa apprezzata dai familiari. Sottolineo che i familiari hanno vissuto questo periodo di estremo difficoltà comunque con grande senso di responsabilità, lo devo dire, perché hanno veramente capito la situazione e hanno cercato di sopportare anche questa situazione non sicuramente facile. Il passo successivo è il poter far entrare i familiari in struttura, è chiaro, anche eventualmente bardati con tutti i dispositivi di protezione. È chiaro che però questa è una fase che si deve concertare con la Regione, infatti attendiamo delle linee guida regionali per questo e per gli accessi non solo di familiari ma poi anche di altri ospiti, perché naturalmente è inutile nasconderlo, si pone un tema economico, perché le case di riposo hanno avuto dei mesi di grossa difficoltà per spese ingenti e per mancanza di ospiti. Ecco, ho anticipato la domanda che volevo farle dopo. Devo interrompere però il collegamento perché sta per partire la conferenza stampa del governatore Zaia. Magari ci ricolleghiamo dopo, perché sicuramente questo dei nostri anziani è un tema particolarmente importante e sentito. Zaia ci ha un po' spiazzato, ha anticipato la conferenza stampa. Vi ringrazio intanto per essere stati con noi. Grazie a Michele Basso, grazie a Mauro Michelon. Linea dunque a Venezia, alla sede della Protezione Civile di Marghera. Grazie intanto. Che avevamo visto scalati anche. Chiedisi come Jimi Hendrix. Ma perché ti senti tu? Mettete qua. Ah. Prego. Una comunicazione che fanno proprio per le tramite sì. Sì. Che regalano. Ce l'abbiamo qua, tutto a posto. Giri in gondola. Abbiamo già tutto. Noi siamo come la spectra. Grazie. E regala 100 giri in gondola. Giri in gondola. Ma sì, ma dai, hanno. Scusate, avete tutte le mascherine, potete entrare, non c'è problema. Accomodatevi.
hanno le mascherine possono entrare. Beh, non vi sembra un assembramento della mascherina? Salmaso, Albino, tirate sua mascherina. Se pane io c'hai? C'è un premio quello che inventa mascherina che non impana io c'hai? Di che? Sì, se avete un paio di cartelli vostri li mettiamo qui, ragazze. Ecco, allora si stanno preparando dunque per la conferenza stampa, stanno per entrare appunto gli ospiti, vedo che ci sono parecchie persone oggi oltre ai giornalisti, molto probabilmente penso si tratti delle maestre dei nidi e delle scuole dell'infanzia che abbiamo visto prima nel collegamento con Anna Maria Parisi, hanno manifestato all'esterno della sede della Protezione Civile proprio per chiedere maggiore attenzione appunto al settore quello dei bambini appunto da 0 a 3 anni che sembrano essere stati esclusi dai provvedimenti che sono stati presi appunto per quanto riguarda le riaperture di centri estivi e di servizi per l'infanzia. C'è una notizia di cronaca a proposito delle preoccupazioni di cui parlavamo prima e a proposito degli assembramenti anche che si stanno verificando purtroppo in molte zone della nostra regione, ed è una cosa questa che sta facendo anche particolarmente preoccupare il governatore Zaia, l'abbiamo sentito ieri, ma anche moltissimi amministratori locali e lo stesso Viminale che proprio oggi ha mandato una direttiva a tutte le prefetture d'Italia e anche della nostra regione per sollecitare appunto l'attenzione massima in questo senso. A tal proposito c'è una notizia che ci arriva dal veneziano, da Mirano in modo particolare, dove una quindicina di ragazzi sono stati multati dai carabinieri di Mirano, erano tutti assieme in un parco a bere, molti senza mascherine. A fare la segnalazione al 112 ieri sera sono stati alcuni residenti che avevano visto appunto questo gruppo di ragazzi che aveva organizzato una festicciola di fatto in un parco pubblico di Mirano, appunto con musica e bevande in spregio al rispetto delle distanze interpersonali, qualcuno anche imprudentemente senza mascherina, e nonostante il richiamo al buon senso i giovani hanno appunto continuato, per cui ai militari non è rimasto altro che far scattare la sanzione amministrativa per tutti e 15 questi ragazzini. Allora credo il presidente Zaia abbia cominciato, vediamo di ricollegarci quindi con Marghera. Sì, penso si stiano appunto accomodando, dalle voci che sento prevedo siano diverse persone appunto comprese le maestre di cui parlavamo che appunto hanno manifestato davanti alla sede della Protezione Civile, che ora sono entrate all'interno per appunto partecipare alla conferenza stampa. Poi ne abbiamo parlato prima appunto per quanto riguarda la fase 2, c'è da sottolineare, avremo modo di parlarne nel corso dei notiziari di oggi, un'importante iniziativa da parte di Luxottica, un progetto molto importante che è stato presentato ai sindacati ed è stato sviluppato dall'equipe del professor Crisanti di Padova, che consiste in un badge che segnala il superamento delle distanze in modo anonimo, inviando il dato di contatto a un database centrale. Praticamente quindi in questo piano di tamponi sistematici per i 15.000 dipendenti, il primo in Italia, parte questo algoritmo Covid-19 ed un badge di prossimità che appunto consentirà proprio di tracciare i contatti di tutti i positivi asintomatici. Ecco, allora è cominciata la
conferenza stampa del governatore Zaia. Ricolleghiamoci dunque con Margara. Degli asili nido, quindi le scuole dell'infanzia, i 0-3 ma comunque anche gli 0-6 anni. E quindi grazie per essere qui. Le salutiamo e le ringraziamo perché loro hanno la responsabilità del nostro futuro, perché poi alla fine è questo, no? L'educazione dei bimbi che sono i nuovi cittadini e che sono coloro sui quali dobbiamo investire di più. E peraltro è anche occasione per ricordare, l'ho detto anche le signore prima, che domani ho conto di fare l'ulteriore ordinanza che tratta diversi temi, tra i quali per primo ovviamente quello delle scuole dell'infanzia e quindi il discorso centri estivi e quant'altro. L'assessore Lanzarin ha già preparato in tempi non sospetti, penso ormai da 10 giorni o 15, le linee guida e poi altri temi che sono quelli dei parchi di divertimento, che sono anche altre tematiche che domani vedrete. Passerei subito un saluto a tutti, anche i presenti ovviamente, e a coloro che sono collegati. E passerei subito al bollettino in modo tale che recuperiamo sui tempi e quindi partirei subito con il totale di tamponi, che sono 540.843 e sono 12.045 più di ieri. Vedete, continuiamo con questo trend di almeno 10.000 tamponi al giorno. Abbiamo in isolamento in questo momento 3.210 persone. Mediamente sono 150-200 in meno rispetto al giorno precedente, oggi sono meno 2,49, quindi 250 persone di fatto se ne sono uscite dall'isolamento. Vi ricordo che questo era un dato che cresceva di giorno dopo giorno nei periodi tragici. Il numero di positivi è 19.038, più 8, quindi 8 positivi in più rispetto a ieri, su un budget di almeno 12.000 tamponi, se volessimo fare un parallelo con i tamponi, e quindi sono 8 persone in più. I ricoverati sono 566, sono 9 in meno rispetto a ieri. Le terapie intensive oggi hanno 46, meno 1 rispetto a ieri, sono sempre a metà i Covid e non Covid, anzi per la precisione nelle terapie intensive 15 sono positivi e 31 negativi, quindi la maggioranza è 2/3 e 1/3 praticamente, la maggioranza sono negativi, quindi sono pazienti storici ormai, pazienti che sono lì da 4 settimane, 5 settimane, 3 settimane e quindi si sono anche negativizzati durante le cure. Quindi 46, 15 positivi e 31 negativi. I dimessi sono 3.229 e sono esattamente più 13 rispetto a ieri. I morti in totale sono 1.841, dei quali 1.337 sono morti direttamente nelle strutture ospedaliere, 1.841 il totale. I nati sono 87 nelle ultime 24 ore. Allora, vi do, prima di passare a 2 riflessioni, ne approfitto anche per la presenza delle signore e quindi di quello che sono le scuole dell'infanzia e gli asili nido, poi magari a questo punto presentiamo anche alcuni lavoretti che ci hanno mandato dei bimbi. E volevo dirvi che sulle donazioni siamo a 38.256 donatori per un totale di 57.600.000 euro. Quindi la raccolta dalla solidarietà dei veneti è di quasi 57.600.000 euro. È una cifra paurosa raccolta. Ringrazio tutti quelli che continuano a donare, a versare. Ieri abbiamo avuto, adesso ci sono molte aziende, ieri abbiamo parlato di Bauli che ha fatto una grossa donazione di prodotti dolciari per la sanità, abbiamo aziende che mandano prodotti alimentari sempre per il mondo della sanità, per i nostri dipendenti, e non posso non ricordare i gondolieri. Ci scrive il presidente
Andrea Balbi, ovviamente in rappresentanza dei gondolieri di Venezia, ci comunica che l'associazione gondolieri ha deliberato, pensate, 100 giri gratuiti per il personale sanitario del Veneto. Quindi i nostri sanitari avranno 100 giri in gondola regalati dall'associazione gondolieri, quindi ringraziamo veramente di cuore anche l'associazione. Scusate perché sentono tutto da casa. Volevo anche ricordare che c'è una signora che compie gli anni oggi, la nonna Marcella Quaggiato, fa 101 anni, gli over 100 li ricordiamo, ci ha scritto e le facciamo quindi tanti auguri. Per quanto riguarda, prima di passare a 2 disegni dei bimbi, voi sapete che noi stiamo portando avanti questa idea di fare la mostra, abbiamo centinaia di disegni che arrivano tutti i giorni e i bimbi stanno facendo una produzione artistica da paura, anche molto creativa, merito anche vostro che li state assistendo e molte scuole addirittura ci mandano il plico di disegni e quindi faremo una grande mostra. Peraltro ho parlato col sindaco di Vo, mi sembra il minimo che la mostra dovrà passare anche per Vo e quindi ho già parlato con Giuliano Martini, che saluto e saluto tutta la comunità di Vo. Peraltro c'è una bimba di Vo che ci ha scritto, è una bimba, non so se ho qui la letterina, si chiama Lucilla Zattari, ci ha scritto che è andata a fare il tampone. Voi sapete che i bimbi si sono messi in fila 2 volte i tamponi più prelievo del sangue e facendo il tampone in faringe le è partito il dente. Ha perso il dentino perché questa bimba è una bimba di 7 anni e quindi è normale che perda i denti. E ha detto la formica mi ha dato 20 euro e io gli ho donati al coronavirus, quindi si è chiuso proprio in maniera idilliaca sta storia. Volevo dire per informazione, mi ha scritto e ne ho parlato col rettore Bugliesi di Ca' Foscari rispetto al tema dell'aumento delle tasse, mi ha dato un comunicato che poi vi rilascio, lo lascio ai giornalisti, mi dice che le tasse a Ca' Foscari non sono aumentate, sono le stesse da 6 anni, poi mi fa tutta una spiegazione e quindi penso sia doveroso, siccome mi è stato chiesto, io sono anche intervenuto su questa vicenda, ovviamente in punta di piedi, poi vi giro il comunicato che il magnifico rettore ci ha mandato. Per i bimbi voglio dirvi che abbiamo poi ho un lavoro fatto da 8 fratellini, c'è una famiglia con 8 fratellini, ma ve lo porterò un altro giorno. 2 bimbi, Giorgia e Mattia, ci hanno mandato, voi sapete, le maestre lo sanno, i pulcini hanno sbancato, adesso stanno arrivando disegni e quindi ringraziamo Giorgia e Mattia, stanno arrivando tutte le versioni possibili e immaginabili dei pulcini, al punto tale che c'è un bimbo che si chiama, è un nome, devo pronunciarlo bene, Hernandez Junior Alessandro di Pieve di Soligo, che ha rifatto, un bimbo di 5 anni, Alessandro, ha rifatto la rivisitazione delle bandiere e su quella del Veneto ci ha messo il pulcino, giustamente, che è ancora più forte del leone il nostro pulcino. E poi ancora questa bimba che ci ha mandato, che è il nome, dove ce l'ha, eccolo qui, Iafira Eleonora Biancato, che è di Monselice, ci ha mandato il soldone di cioccolata, ma sotto c'è €1, sotto nascosto l'euro. Ecco, molti bimbi, voi sapete anche il significato, ci mandano disegni con l'offerta e li occultano, l'offerta è sempre occultata nel disegno. No, però è un senso, cioè, andrebbe anche capito, cioè, molti fanno la bustina, altri fanno la scomposizione del disegno, però ci avvisano, guarda che se poi lo troverai l'euro. E poi visto che ha interpretato anche la mia passione, ecco, Enrico di Montaner, eccolo qui, mi ha fatto il cavallo, quindi salutiamo anche Enrico, che è un bimbo di 6 anni, di Montaner, che è in comune di Sarmede, e guardate che bel disegno, ha fatto il cavallo, un po' colorato, ma insomma ci sta. Con la mascherina adesso che ho visto il cavallo, ecco, grazie anche Enrico. 2 considerazioni, noi siamo ancora subissati di segnalazioni rispetto al tema degli assembramenti, del fatto che molti giovani vadano fuori dai bar e ci sia, oltre che l'assembramento, non ci sia l'uso della mascherina. Onestamente ne ho parlato anche con i colleghi presidenti, fra l'altro dopo andrò su anche con un po' di fretta perché abbiamo la conferenza dei presidenti di regione aperta,
E dico che è un problema che un po' tutti rilevano, no? Cioè in giro per le piazze delle città italiane c'è questo clima di festa, di liberi tutti, ce la faremo, non c'è più, ce l'abbiamo già fatta e roba del genere. Noi siamo preoccupati perché il rischio di reinfezione è alto. Ringrazio tutti quelli che rispettano le regole, che sono la maggioranza, perché oggettivamente fa più rumore un albero che cade e una foresta che cresce, però oggi noi dobbiamo anche preoccuparci del rumore dell'albero che cade, dell'albero che cade, perché comunque potrebbe dar vita a nuove reinfezioni. L'appello che faccio sempre io è che è quello di rispettare le regole. Noi siamo lì attenti a vedere il modello matematico da un lato, e lo sta seguendo l'assessore Bottacin, e dall'altro l'evoluzione, perché abbiamo di fatto l'apertura del 18, alla volta del 28 maggio sono passati 10 giorni e da lì capiremo cosa sta accadendo. Ovviamente il movimento sui ricoveri lo andremo già a percepire il 7º-8º giorno, se ci saranno casi di reinfezione. Se ci saranno casi di reinfezione dovremo ripensare a chiusure, dovremo ripensare a restrizioni, dovremmo ovviamente pensare eventualmente, qualora ci fossero anche dati negativi, anche a fare quarantene di focolai e quindi a chiusure rispetto a focolai evidenti. Ovvio che un infetto da una parte e un infetto dall'altra non fa focolaio, ma secondo le linee guida vi ricordo che il focolaio comincia a essere importante già quando ha 2 o 3 individui nella stessa località. Per cui andiamo con molta prudenza, e la preghiera a tutti di fare ancora questo sacrificio almeno fino al 2 di giugno. Passo la parola per le domande. Io farei il solito giro da sinistra. Si è prenotato il collega che non conosco, con la mascherina. Grandesso, prego. Ciao. Accendi. Ecco, 2 temi importanti, anche legati a loro: il rapporto con l'Europa e questa situazione in cui non si sa se le frontiere apriranno, non le apriranno, l'Austria, e poi ovviamente la seconda domanda sul rilancio del turismo in Veneto, insomma, se ha un piano interessante anche per attirare i turisti sia europei che extraeuropei, se c'è un'idea. E poi la prima domanda ovviamente sulle aperture delle frontiere, anche il governo italiano sembra un po' titubante, volevo capire qual era la sua opinione. Sono 2 temi collegati, perché comunque l'apertura delle frontiere è strettamente legata ai flussi turistici, oltre che a commerciali. Considerate che noi siamo molto preoccupati perché, come ricordo spesso, questa crisi fa perdere al Veneto circa 50.000 posti di lavoro, 35.000 dei quali ovviamente sono posti del comparto turistico. E proprio per questo la preoccupazione è massima, perché per noi la prima industria in Veneto è il turismo, fattura circa 18 miliardi di euro. Detto questo, da un lato noi speriamo che nel rispetto delle regole sanitarie e nella massima tutela della salute dei cittadini si vada verso un Schengen sanitario, nel senso che si vada verso un Schengen sanitario, il che significa che, se è sostenibile, non ci siano più limiti, ad esempio rispetto alle quarantene. Il vero tema non è tanto arrivare in Italia o dall'Italia andare in qualche paese, ma è quello di non doversi necessariamente mettere in quarantena. Un ruolo qui lo potrebbe avere ad esempio anche l'aspetto diagnostico dal paese di provenienza. Non so, uno si fa il tampone, arriva e sappiamo che ha già avuto il tampone e quindi c'è stata una fase diagnostica. Fermo restando che stiamo parlando di una mole di turisti che è paurosa. Per darvi una dimensione, Venezia nelle giornate di overbooking estive arrivava anche a 150.000 transiti al giorno. E voi capite, per carità, non erano tutti stranieri, ma capite che il contingente sui 70 milioni di presenze turistiche di stranieri è almeno la metà, cioè vorrebbe dire diagnostica importante che noi non riusciamo a realizzare per ovvi limiti logistici e pratici. Spero che ci sia questo Schengen sanitario. Invito e spero che il Ministero degli Esteri faccia parte in maniera importante e pesante ai tavoli internazionali
e che si finisca di leggere sulla stampa internazionale di corridoi di qua, corridoi di là, ma sono tutti corridoi che non riguardano l'Italia, perché questo vuol dire essere tagliati fuori. Pensare che l'austriaco e il tedesco stia progettando un corridoio su Croazia e lasci fuori il naturale sito del turismo tedesco e austriaco che è l'Adriatico, a me sembra inverosimile. Per quanto riguarda, tu mi avevi chiesto la campagna promozionale, noi stiamo lavorando, siamo anche a un buon punto, certo è che adesso sappiamo che la piazza virtuale della promozione sarà ingolfata a livello internazionale, sarà ingolfata di messaggi comunicativi delle diverse offerte turistiche nazionali delle diverse nazioni e poi a scalare per tutto quello che riguardano i diversi territori. Immaginate l'Italia vende l'Arena di Verona, vende il Lago di Garda, venderà le spiagge, poi venderà, che so, il Colosseo, i Templi di Agrigento e così via. Quindi stiamo tentando anche di calibrare una campagna che sia, ripeto, portata avanti da dei testimonial a livello internazionale e che sia anche aggressive, cioè che sia fuori, aggressive, brutto termine, che non sia convenzionale, perché altrimenti andiamo a perderci nel mare magnum. Però l'assessore Canal sta lavorando e l'ho sentito anche ieri sera e quindi mi sembra che siamo a buon punto. Chi si era prenotato? Parisi, Malavasi. C'è Martina a seguire. No, ma andiamo con ordine così diamo ognuno il suo. Presidente, buongiorno. Emiliano. Ciao. Buongiorno a tutti. Dunque, Presidente, visto che il modello Veneto ha fatto e sta facendo scuola in tutta Italia, non soltanto con i tamponi a tappeto, poi con la chiusura e la definizione della zona rossa dopo quanto accaduto a Vo, solo per citare alcuni dei tratti delle diverse ordinanze, considerato il suo appello che bisogna rispettare le regole, noi come emittente Media Nord-Est documentiamo giorno dopo giorno gli assembramenti nelle varie movide, ci arriva più voce la richiesta, ma perché non, visto che comunque bisogna essere ligi, non prevedere una chiusura con l'ordinanza dei locali alle 22:30, cioè stabilire un orario entro il quale poi questa gente debba tornare a casa, visto che da soli non ci si regola, non parlo per tutta la gente ma per la maggioranza, insomma. Ma guarda, partirei dall'ultimo termine, Anna Maria, da soli non ci si regola. Sarebbe una sconfitta pensare che i cittadini abbiano bisogno di una ordinanza, una chiusura per far capire a loro che la mascherina salva la vita. Però vediamo tutti i giorni purtroppo gente che continua a rispettare questo. Sì, questo l'ho capito. Ma dobbiamo anche ho capito, ma queste cose qua le diciamo oggi, se le avessimo dette 3 mesi fa avremmo detto dittatore, no? Chiunque avesse detto queste robe. Interroghiamoci invece sulla qualità di quello che ne sta venendo fuori. Ne sta venendo fuori che spesso persone che fanno la morale al mondo sui social poi alla fine hanno anche difficoltà a portare la mascherina, perché l'anarchia arriva al punto tale che tutto quello che è una regola di sanità pubblica, ripeto, non è che abbiamo deciso di che colore devono essere le magliette di Veneti, stanno dicendo semplicemente che c'è un medicinale non convenzionale che è una mascherina, non si porta. Allora io ti rispondo che al momento non è all'ordine del giorno un'ordinanza per chiudere prima i locali, punto. La considererei una sconfitta, ma lo dico da Veneto, perché pensare che ci siano dei veneti che hanno necessità di essere, diciamo, contingentati nelle loro azioni perché non capiscono di cosa stiamo parlando. Qualcuno mi ha scritto ma alla fine l'incidenza è bassa, stiamo solo parlando di 1800 morti, anche se ne fosse morto uno solo di Veneto è importante, perché a questo punto c'è anche un tema sul valore della vita da affrontare. Allora io spero che questa crisi e che questa emergenza ci serva anche a fare altre riflessioni in natura sociale, no? Esatto. Siamo tutti, prima che dei consumatori, siamo dei cittadini, forse varrebbe la pena di ragionare sul fatto che siamo cittadini prima che consumatori. Scusi Presidente, quindi al momento, pertanto sarà da valutare da qui ai prossimi 10 giorni. Quello che ho detto prima, sì. Malavasi, si prepara Zambon, poi Emiliano e Prigioni. Con ovviamente mascherina, gel, distanziamento eccetera, possono riprendere già da oggi o da quando insomma i corsi di formazione in ambiente chiuso, penso formazione per giornalisti, architetti, ingegneri? Sì, è già in ordinanza. È già in ordinanza? Sì. Ok, altre 2 cose veloci. Prego.
Gli operatori del turismo in area veneziana, tutta la filiera, insomma, diciamo, dagli alberghi ai ristoratori, eccetera, benché vada, prevedono che per tutto il 2020, se si arriva a un 25-30% del fatturato normale, questo sarà il risultato. È pensabile che, essendo un settore particolarmente danneggiato, fra i danneggiati in Veneto, possa avere un supporto particolare o dalla Regione o attraverso la Regione, dallo Stato? Ma guarda, io ti dico, noi abbiamo una, come si può dire, una regola che si dice sempre ai cittadini come stanno le cose. Dalla Regione no, nel senso che dalla Regione possono arrivare interventi diciamo mutuando e riprogrammando ad esempio fondi comunitari, questo sì, ma nuove risorse noi non ce le abbiamo. Ricordo che siamo l'unica regione in Italia che non applica tasse, quindi noi dalle tasche dei veneti non preleviamo almeno 1.170 milioni di euro all'anno. A livello nazionale assolutamente sì, ma non lo dico perché va bene scaricare il problema, perché so che c'è la volontà di portare avanti questo. Dopodiché il turismo sta pagando un duro conto, ripeto, tu hai ragione quando dici c'è questo tema. L'assessore Marcato sta lavorando a un progetto di risorse da rimodulare per i comparti, ci sarà anche il turismo, in particolare il turismo come attività economiche, però presenteremo questo progetto, ma pensare che ci sia una tassa di scopo o altre robe, decisamente no. E per chiudere, a proposito di app, mi pare che tu dicessi, insomma, prevedessi che entro la settimana ci sarà qualche novità anche relativamente allo studio che si sta facendo per il Veneto e comunque come si armonizzerà con l'app nazionale che pare alle porte. Ma guarda, l'app nazionale è oggetto di incontro anche questa mattina, anzi in corso, per capire se ci sono degli aspetti sperimentali da portare avanti o quant'altro. L'app nazionale purtroppo è partita male da un punto di vista di consenso pubblico. L'app funziona se c'è consenso attorno all'app, se no non funziona, perché uno deve individualmente e volontariamente scaricarsela sul proprio cellulare. E a mio avviso si è atteso troppo e si è lasciata troppo andare la discussione e quindi le preoccupazioni giuste sulla privacy, sulla gestione dei dati, per cui i cittadini giustamente adesso hanno ritrosia. Se non si recupera con informazione corretta e tranquillizzando i cittadini, secondo me l'app avrà grosse difficoltà a decollare. E quello Veneto? Ma noi stiamo lavorando con il nostro progetto di biosorveglianza, adesso cerchiamo di capire, però noi non stiamo lavorando sulla tracciabilità, cioè sui contatti, no? Sul fatto che uno si avvicina a un'altra persona e scatta la segnalazione che ha incontrato quella persona, e quindi fra 20 giorni se ci sarà un positivo, un caso, andremo a ripristinare tutti i contatti di questa persona. Noi non lavoriamo su questo fronte. Mi fermo qui. Zamboni. Sì, solo per capire se diamo per scontato, vista l'ordinanza di domani, che i centri estivi possono riaprire già dalla settimana prossima? Noi scriviamo questo sull'ordinanza. Lunedì? Sì, c'è previsto da lunedì. E già accordi fatti con, non lo so, associazioni di categoria, fra virgolette? Abbiamo fatto gli incontri, li ha fatti l'assessore, però mi fermerei qui perché voglio riservarmi poi di darvi il testo dell'ordinanza, che potrebbe avere anche altri aspetti. Ok, grazie. Prego. Dopo la Zamboni c'era Emiliano e poi PD. Presidente. No, Salmaso. Presidente, buongiorno. Mi permetta di tornare sul tema aiuti per le zone rosse. Se il parametro appunto per ricevere questi aiuti è il fatto di 30 o 15 giorni, quindi penalizzando Vo, lo abbiamo già detto anche ieri, lo ha detto lei, è scandaloso. Lei però ha sempre nominato Vo come un case history, come una città che si è immolata per la scienza. Ha ricordato nelle lettere dei bambini in fila per aiutare appunto la mappatura di Crisanti. Io non riusciamo a capire come la cecità del governo e anche di chi insomma apponga le firme su certi aiuti sia così evidente. Vo ha diritto agli aiuti. Sì, guardate, a questo punto ve lo annuncio. È bene spiegare cosa è accaduto.
c'è stata una prima stesura c'è stato prima un dibattito perché c'è stata una dimenticanza delle zone venete rosse, dopodiché il decreto va con una stesura che è assolutamente rispettosa dopo le rimostranze delle zone venete rosse e quindi diventa legge, perché viene bollinato e diventa legge, e dopo in maniera irrituale gli esperti, i giuristi dicono mai vista una roba del genere, con un comunicato, un'errata corrige, si mette in gazzetta un nuovo testo di una legge che era già stata bollinata e noi siamo scomparsi. Allora il tema è questo: noi abbiamo non solo Vo, abbiamo Treviso, Vicenza e Venezia e Padova. Quelle sono le famose 3 zone rosse che io avevo chiesto di ritirare perché ho detto il Veneto è tutto in emergenza o non mi fate la macchia di leopardo. Sono le famose 3 zone rosse istituite l'8 di marzo che arrivano in coda alle 10 zone, ai 10 comuni del Lodigiano, alla provincia di Padova e di Brescia, di Bergamo, di Lodi e di Piacenza. In più noi avevamo Treviso, Padova e Venezia. Dopo 24 ore da quel 8 marzo l'Italia diventa zona rossa, ma nessuno ha revocato le nostre 3 zone rosse, tanto è vero che vanno a braccetto con le altre province, 3 province venete, poi Brescia, Bergamo, Lodi, Piacenza, quello che vi ho detto. Il decreto dice che per almeno 3 giorni deve essere stata zona rossa. Le zone rosse sono state revocate il 13 di aprile, 8 marzo, 13 aprile sono 30 giorni. Magia, sono sparite tutte le province interessate del Veneto e sono rimaste tutte le altre, quelle dell'Emilia Romagna e della Lombardia. Risultato che abbiamo dato incarico già oggi al professor Bertolissi e noi ricorriamo dappertutto. Questo decreto, vedrete, ve lo dimostrerò, verrà buttato nel cestino e deve essere riscritto. Perché a mio avviso è assolutamente imbarazzante per noi vedere quello che sta accadendo, cioè addirittura che si corregga un decreto con un'errata corrige, cioè si dà un nuovo testo di un decreto che è approvato e è legge. Quindi noi facciamo ricorso avanti la Corte, avanti al TAR, avanti dove bisogna andare, perché questo decreto per noi è offensivo nei confronti dei veneti. E guardate, questi toni io non li ho mai usati durante l'emergenza, però davanti a 200 milioni stanziati non mi puoi dire che i 200 milioni vanno alle zone rosse, giustamente, di tutti, ma tranne che del Veneto. Io dico giustamente agli altri perché hanno avuto la tragedia, ma c'è anche il Veneto che ha avuto 1847 morti ad oggi, oltre a 4.500 persone ricoverate e tutto quello che sapete. Presidente, posso toccare un'altra tematica? Torno sul tema della Movida. A Padova l'assessore Bressa, quindi al commercio, ricorda una vecchia ordinanza che obbligherebbe gli esercenti a munirsi, a seconda dell'afflusso nel proprio esercizio, se è elevato, di uno steward. Io capisco che gli esercenti hanno vissuto 3 mesi di chiusura e quindi sarebbe un costo eccessivo e aggiuntivo. C'è da dire che però potrebbe essere, oltre ad essere un obbligo, una soluzione, quindi a non chiudere prima e anche a gestire ciò che a tutti gli effetti sembra ingestibile. E chiudo, visto che mi trovo, come può notare, in minoranza, mi è stato chiesto gentilmente anche di ricordare tra le varie categorie i nidi in famiglia che sono stati abbandonati e dimenticati. Certo. Grazie Presidente. Prego. Beh, ricordiamoli e salutiamo i nidi in famiglia. Ma no, dovrei anche rispondere. Grazie Carlo. Scusa. No, può succedere. No, volevo dire una cosa, Emiliano. Mentre tu parlavi dello steward, di tutte le robe belle che si possono fare, pensavo ai giapponesi. Io sono andato in Giappone e poi sono entrato in un centro commerciale e c'è sempre, se voi fate caso, in qualsiasi grande centro commerciale i dipendenti
entrano e escono perché vanno in magazzino. E i giapponesi praticamente quando escono dal centro commerciale, cioè vanno nel magazzino, si fermano, danno le spalle alla porta, guardano il centro, ringraziano, salutano e vanno via. Abbiamo visto tutti i giapponesi che si portano a casa le carte dagli spalti dello stadio, che ripuliscono, e non esiste attraversare la strada se il semaforo è rosso, e attraversi puntualmente, arancione si sta fermi, cioè tutto funziona. Capisci che è un fatto culturale a questo punto, cioè se continuiamo a ragionare che serve lo steward, dopo mettiamo la vigilanza, dopo mettiamo quello che è autorizzato anche a fare mosse di karate, cioè capite che non finiamo più, cioè cominciamo a chiederci se ragionare così è corretto. Dopodiché è vero che i gestori hanno l'obbligo della vigilanza, ve l'ho detto ieri, come una persona che fa mescita di bevande non può dare l'alcol al minorenne, è altrettanto vero che tu non è che puoi continuare ad alimentare un assembramento davanti al tuo esercizio commerciale e dire ma sono di fuori, io non posso controllarli, perché c'è un limite a tutto. Io ho fatto un po' di telefonate ai ristoratori oggi per sapere com'è andata la prima apertura e ho trovato una filosofia che tutti hanno applicato: siamo sommersi da richieste di prenotazioni e tutti mi hanno detto siamo partiti però piano, abbiamo voluto rinunciare a prenotazioni perché vogliamo capire come funziona. E mi hanno anche tutti aggiunto, guardate, ne ho sentiti 4 stamattina, mi hanno tutti aggiunto: siamo rimasti sorpresi dalla civiltà e dal rispetto che hanno avuto i nostri avventori. Loro erano preoccupati di trovarsi davanti a avventori che cominciavano a discutere sul fatto che la mascherina non me la metto quando mi vado al bagno, che il gel igienizzante te lo metti te perché io non ho bisogno. Invece hanno trovato assolutamente rispetto, e questo rispetto lo devono avere anche quelli che devono farsi lo spritz. Non è una colpa fare lo spritz, neanche l'happy hour, ma deve essere un happy hour, un'ora felice e non infelice. Grazie. Allora il giro prevedeva Prigioni, Salmaso, Manzan e Buoso. Ciao. Sto notando che i laboratori privati in forma privata, oltre al test serologico, propongono anche il tampone. Può essere un aiuto allo screening epidemiologico? Ma guarda, loro rientrano ovviamente indirettamente nel piano di sanità pubblica perché sono accreditati. Se trovano positività noi le dobbiamo verificare ovviamente per il tramite del servizio pubblico, sto parlando del test serologico. In generale sono scelte individuali, nel senso che noi garantiamo il servizio di sanità pubblica, il contatto, il sintomatico, tutto come è previsto. Facciamo screening nelle case di riposo, dipendenti, partiamo con i dentisti, abbiamo fatto le farmacie, i dipendenti delle farmacie e così via. Dopodiché se un cittadino dice io voglio togliermi una curiosità e sapere se ho mai incrociato il virus in vita mia, si fa il serologico, ma il serologico lascia il tempo che trova, nel senso che non è, cioè il tampone ti dà il contagio virus vivo, cioè ti dice tu sei positivo e sei sintomatico, cioè scusami, e sei contagioso se è positivo il tampone. Il serologico ti dice qua è passato qualcosa, il tuo sangue mi dice che hai formato anticorpi. Lo dico perché qualcuno pensa che il serologico sia diciamo la soluzione, è semplicemente togliersi una curiosità per certi aspetti. Quindi magari fare anche il tampone nello stesso laboratorio privato, perché questo che notavo i tamponi insieme, insomma, il kit serologico li possono fare, sì, noi abbiamo anche contezza delle quantità di tamponi che vengono fatti extra servizio pubblico. Sì, l'ho detto prima, solo gli accreditati e autorizzati. Allora, Salmaso, Manzan, Buoso. Bene, 2 questioni Presidente se è possibile. Sì, ciao. Ciao, buongiorno. Volevo tornare un po' sulla vicenda dell'app Immune, un collega ha già anticipato la domanda. Lei ha detto che ne state parlando nella conferenza Stato-Regioni. A noi risulta che Apple e Google abbiano presentato il loro sistema di notifiche che potrebbe essere utilizzato in 22 paesi. E più nello specifico si tratta di un'interfaccia, adesso evitiamo gli specialismi, che consente però di semplificare il dialogo tra gli smartphone. Ecco, questo è il primo problema che è già stato risolto. Il nodo vero però è legato al tema della privacy, come ha detto lei. Cos'è successo? Che tra i vari soci di Bending Spoon abbiamo nomi importanti dell'imprenditoria
cito solo i veneti, Renzo Rosso, Paolo Marzotto, Giuliana Benetton, oltre ai ragazzi che l'hanno inventata. C'è però un fondo di investimento cinese che come dire, è ovviamente controllato dal governo, e il governo cinese impone a tutti gli imprenditori che fanno investimenti all'estero di comunicare ai servizi segreti il core business delle loro attività. Quindi, in poche parole, noi rischiamo di dare la gestione dei nostri dati sanitari in mano al governo cinese. Allora, è questo il vero ostacolo che impedisce il via libera all'app Immuni. La Francia, ad esempio, è riuscita a superare questo problema con una filiera industriale in verticale definita dai tecnici. Quindi il governo francese garantisce la totale integrità e sovranità della gestione dei dati sanitari. Ci faccia capire bene se sono fantasie quelle che noi stiamo tirando fuori oggi, o se invece sono problemi reali. No, guarda Albino, non sono fantasie, ma non è una roba della ragione, è una roba del governo questa, nel senso che anche noi leggiamo i giornali e facciamo considerazioni personali, perché non siamo parte integrante di un tavolo che progetta, di un tavolo che decide, di un tavolo che sceglie. Ci hanno detto questa l'app si chiama Immuni, punto. Pensavano dopo 3 secondi di averla vista scaricata da tutti. Non è accaduto così, perché è partita una grande discussione. Prova ne sia che la forza di governo, il partito di riferimento, il PD al governo, per voce di Del Rio, ha chiesto la discussione in Parlamento addirittura sull'app Immuni. Per cui, e quando arriverà? Quindi mai? Cioè, se dobbiamo... Ma non te lo so dire, perché adesso stanno proponendo di fare delle aree sperimentali, ma capite che il virus, se ne va con questa velocità, se ne va e torna anche qualche suo parente tra qualche anno prima che l'app sia operativa. Però guarda, informazioni ne abbiamo poche, non abbiamo... Adesso c'è l'ingegner Gubian che sta partecipando alla riunione tecnica e ci darà ragguagli nel pomeriggio rispetto a quello che hanno discusso sul tavolo tecnico. Non lo so. Un'altra cosa che di attualità: in Sicilia sono scattati gli arresti per corruzione tangenti del 5% sulle forniture. Hanno coinvolto anche il dirigente che si occupava del Covid-19. Ecco, direi il 5% su forniture di 600 milioni fa una cifra che... 30 milioni. Ecco, direi che... Ecco, cosa ne pensa di questa vicenda che purtroppo, si ripresenta con una certa periodicità nella storia della politica italiana? Ma cosa volete che vi dica? Siamo alla fase iniziale dell'inchiesta, sia chiaro. Dico semplicemente che bisogna assolutamente dare mandato e carta bianca alla magistratura per chiarire i fatti e identificare eventuali responsabili e perseguirli, punto. Cioè guarda, me l'ha detto te sta roba. Va bene. Alda, Manzan, se Salnaso ha terminato, poi tocca a Buoso Ansa. Presidente, buongiorno. Ciao. Tornare un attimo sul tema tamponi e esame sierologico, nel senso che da quello che diceva un attimo fa, il tampone ti fotografa la situazione esistente, ti dice sei positivo o sei negativo. Il sierologico, il prelievo del sangue, non il kit rapido, ti dice invece se sei entrato in contatto con il virus, e lo studio che sta portando avanti Plebani e il collega di Verona è per capire se sei diventato immune per quanto tempo. La domanda è: un paziente normale può andarsi a fare per sfizio suo l'esame sierologico in una struttura privata su prescrizione del medico o a pagamento? Serve o non serve? E come siamo messi con l'immunità? Ci sono progressi sul progetto che stanno portando avanti i nostri studiosi? Scusa? Se ci sono novità sul progetto, sull'immunità che stanno portando avanti i nostri studiosi. Sì. Ma guardate, allora, per ricapitolare, io non sono uno scienziato, dico quello che leggo. Abbiamo il tampone che ad oggi è l'unico test che per legge dà diagnosi. Cioè, se voi volete un certificato, dovete fare il tampone. Il tampone ci dà la positività, virus vivo, quindi contagioso, e se noi entriamo in contatto con il virus, il tampone ci dà la lettura della presenza del virus non prima dei 7 giorni dal contatto. Cioè vuol dire che se abbiamo il contatto, il contagio, il tampone ce lo legge solo dopo un tot di giorni, si dice sui 7 giorni.
Il tampone ovviamente ci dà la positività dal momento in cui diventiamo positivi al momento in cui ci negativizziamo, che solitamente in questo periodo dura un paio di settimane, si dice che duri di meno, però prudenzialmente si fa le famose 2 settimane di quarantena. Il cittadino viene ritenuto negativo solo dopo 2 tamponi negativi nelle 24 ore, quindi si finisce la sua quarantena, 2 tamponi negativi, libero. Poi c'è il test rapido, quello con la goccia di sangue, che viene spesso definito sierologico. Lo dico Alda, sai perché? E ti ringrazio per la domanda, perché tanti dicono ho fatto il sierologico e poi ti fai spiegare ho fatto la goccia di sangue. Sicuramente valuta anche questo la presenza di anticorpi in maniera assolutamente molto più empirica, perché una striscetta come misurare la glicemia o il test di gravidanza sono una roba immediata. Goccia di sangue, 2 gocce di reagente, un quarto d'ora ci dice sì, sono anticorpi mossi, definiamoli così, dalle IG. E questo ha che validità? Si dice da prove sperimentali, validate anche nel nostro piano di sanità pubblica, che arriva a beccare l'eventuale positività non prima di 11 giorni dal contagio. Poi c'è il test sierologico, prelievo del sangue e verifica qualitativa o quantitativa della risposta anticorpale. Cioè prelevo il sangue e dico, c'è stata una risposta anticorpale? Sì, adesso vediamo anche che qualità di risposta, cosa c'è, cosa dicono, gli anticorpi sono di diversi tipi. Lì che ricerca si fa? Si fa la ricerca nella sperimentazione che stiamo facendo degli anticorpi neutralizzanti, cioè coloro che in teoria, secondo un titolo anticorpale, ma stiamo parlando di ricerca scientifica ad alti livelli, garantiscono che quel corpo, se rincrocia il virus in via teorica, non si rinfetterà più, perché ha già la sua pattuglia di difesa che becca il virus, lo strangola e muore. C'è il progetto in piedi del professor Plebani, professor Crisanti e professor Lippi, quindi Padova e Verona. Hanno fatto già un contingente più o meno di 5.000-6.000 prelievi di sangue. Vi ricordo che di test sierologici oggi sul mercato ce ne sono un centinaio, però ad oggi in Italia non ce n'è uno validato, cioè ci sono progetti sperimentali, ma non c'è un test validato dall'Istituto Superiore di Sanità e dice questo è il test. Cosa serve il test sierologico? Per sapere se hai avuto gli anticorpi. Non aggiungerei altri significati. Dal libero cittadino il prelievo a me serve solo per sapere se ho avuto gli anticorpi, punto. Ma avere questa risposta non ci toglie un altro quesito, che è quello di sapere ma sono sufficienti per garantire che sei immune? No. Questo è un test qualitativo, sperimentale, che si sta affrontando. Tutte le multinazionali stanno affinando le procedure, i kit diagnostici, ma siamo ancora in una fase di studio. Questo posso dire. Quindi il tema della patente di immunità è ancora prematura? Il tema della patente di immunità diventa realtà nel momento in cui ci sarà un progetto, un processo diagnostico validato, che non sarà solo validato perché è riconosciuto come il test che riconosce gli anticorpi, ma sarà validato anche per un altro motivo, che sperimentalmente riusciremo a dimostrare che gli anticorpi sono immunizzanti, perché c'è anche un quesito dal quale rispondere. Gli anticorpi dureranno a vita per questo virus oppure no? Noi ci facciamo l'antitetanica, per dire, no? E lì ce li abbiamo, diciamo, c'è un richiamo, ma insomma sì, è una cosa che va molto in là. Invece c'è anche questo quesito, cioè, gli anticorpi dureranno a vita? Allora, Buoso, Zennaro e di nuovo Salmaso, se è alta finito. Parisi, Malavasi. Solo una cosa tecnica legata al bollettino di oggi che è appena stato mandato. Sì. Mi chiedono i colleghi della redazione come mai il totale dei casi positivi rispetto a ieri è negativo, cioè -2. C'è stato un riconto, un ricalcolo? No, guarda, l'assessore Bottacino un occhio e ci dice subito. Non ce l'ho qua. Attendo. Però aver fatto un ricalcolo, non so. No.
O anche un errore umano, non te lo so dire. Sì, giusta osservazione. Zagnaro, TGR. Presidente, mi scusi, Ciao, buongiorno. Nella delibera, l'ordinanza di domani, c'è dentro la questione dei nidi di famiglia, anche ci sono dentro anche questioni legate ai patronati, ai GREST e ai centri culturali? Sì, l'abbiamo detto ieri, me lo ricordavo, 0,17 siamo. 0,17. Anche i centri culturali, i teatri cinema, eccetera, sì, eccetera? ma non anticipo tutto. No, ma c'è dentro anche quella roba là? Anche i teatri cinema? Ieri dove sei tu? Non tagliarmi i capelli? Centri sociali. Boh, mi fermo qua. Tanto ti interessava quello. Centri culturali, sì. Giusto? No. Salmaso. No, volevo tornare sul tema. Salmaso, voce alta sì. perché sennò i colleghi... Vabbè, tanto quando mi sente il Presidente basta così. Anche delle vostre domande. Quando mi sente il Presidente basta così. No, ci sono 500.000 persone che ti ascoltano. E allora organizzate meglio la sala. Dai, adesso. Vabbè. Vieni qua che farà difficile. No. Detto questo... Dai Albino che ti vogliamo bene. No, vai. allora volevo tornare sulla questione sollevata da Alda Avanzani, cioè Presidente, sui test di immunità e sui tamponi. Alcune regioni hanno proposto, mi pare il Lazio, ho sentito ieri sera, che vengano inseriti nei LEA. Lei cosa ne pensa a tale proposito? Guarda, io penso assolutamente di sì. Dico anche che il tampone non si paga. Cioè nel piano di sanità pubblica del Veneto non è che si paga il tampone, cioè è un fatto di diagnostica, di cura, per cui se vengono inseriti, diciamo, abbiamo un aiuto per fare i tamponi, il che vuol dire che ai cittadini però bisogna spiegare che il tampone non è che lo si fa alla bisogna, lo si fa in base alle indicazioni, perché capite che la capacità di fare tamponi è sempre limitata, per quanto ci siano un sacco di belle intenzioni e belle enunciazioni, la capacità sembra una capacità limitata. Tamponi fatti a soggetti non aventi titolo sono tamponi rubati a soggetti che stanno male o che hanno avuto contatti a rischio e quindi che dobbiamo diagnosticare. Cioè, non vorrei che passi l'idea, a me piace l'idea di fare i tamponi a tutti, ma tecnicamente non ce la facciamo. Parisi, Malavasi, Vanvani. Ma era sì, così dopo chiudiamo l'argomento. Per concludere l'argomento, non aveva risposto alla domanda che avevo fatto inizialmente, cioè se io voglio farmi comunque il sierologico, posso andare in una struttura privata? Sì. Scusi, pubblica? No, nel senso che se c'è un'indicazione sì, ma non diciamo, richiedere a una struttura pubblica di fare il serologico, cioè deve essere un'indicazione in questo senso. Allora ricominciamo, Parisi, Malavasi, poi c'era, vedremo. Sì, Presidente, per concludere la questione che stiamo trattando, in merito all'esame sierologico, cioè il prelievo del sangue, no? Lei ha detto, se ho capito bene, che dà la risposta qualitativa degli anticorpi, cioè quelli neutralizzanti che garantiscono se il corpo praticamente che si ribecca il virus, lo dico così in modo molto spicciolo, non si ammala più, quindi è da capire, no, se gli anticorpi sviluppatisi, questi neutralizzanti, permetteranno di darci l'idea di questo famoso patentino immunitario, corretto? Sì. Ok, perfetto. E poi invece, cambiando argomento, ci scrivono diversi infermieri che hanno lavorato anche nei reparti Covid di ospedali privati, chiedono se è previsto un premio anche per loro. Ne abbiamo parlato ieri. Sì, chiedo scusa, ma... No, ieri ne abbiamo parlato e abbiamo detto che noi abbiamo un rapporto con l'ospedale, con l'accreditamento, e quindi il loro datore di lavoro, c'è riferimento al loro datore di lavoro. Questo non vuol dire togliere importanza o considerare di serie B, ma noi non abbiamo il rapporto lavorativo diretto con loro. Quindi è discrezionale da parte della struttura di appartenenza? Certo. Grazie. Due questioni di dettaglio. Nei giardini pubblici fino a qualche giorno fa, non so, adesso chiedo informazione, i giochi per i bambini erano vietati. È terminato questo divieto di uso? No, si stanno facendo le linee, stiamo seguendo questo, l'abbiamo già detto anche gli altri giorni, nel senso che portiamo avanti l'apertura anche di questo.
Quindi già da oggi sì, sono già... No, stiamo facendo le linee guida. Sì. Dunque, mi pare, a proposito di supermarket, domenica siano aperti, quindi cambi la regolamentazione. È cambiato anche, e quindi non sussiste più il divieto di portarsi una persona, di essere in più di un nucleo familiare? Sì, però l'indicazione e la raccomandazione è di non farlo, ove è possibile non farlo. Ok, grazie. Prego. Zellani di nuovo. Presidente, sul trasporto in questo lottaggio ancora parecchie segnalazioni di caos praticamente, di mancato rispetto, perché o prendi l'autobus per andare a lavoro o il treno o il vaporetto e ti trovi in 3.000 persone, quindi con grandi, cioè ci mette a rischio, cioè, piuttosto che la movida una se la trova in vaporetto, la movida poi alla fine. Sì, ho visto le foto. Sì, hai visto? Guardate, vi annuncio già che ho invitato l'assessore De Berti a venire qua a fare un punto con voi, in maniera tale che parlate anche direttamente con chi poi ha seguito tutte le trattative, e quindi magari se volete anche prepararvi, se avete necessità di fare approfondimenti, o domani o massimo sabato è qui. Ah, anche domani. Prego. Grazie. Emiliano, poi c'era una maestra che aveva... Sì, chiedeva... Sì, vabbè, dopo Emiliano, alla fine una maestra, perfetto. Presidente, sempre tra le novità esposte questa mattina, potrebbe aprirsi, e chiedo se lei ne ha contezza, una finestra per gli spostamenti almeno tra regioni con basso livello di contagi. Le risulta? No, guardate, così, a me non risulta. A me risulta che il governo stia tenendo al momento la linea di aprire dal 3. Sì, dal 3, mi perdoni, la data del 3. Poi verificheremo, cioè non so, ma di anticipazioni no. Vedo che altri colleghi, seguendo quello che è stato fatto in Veneto, fanno accordi transfrontalieri, definiamoli così, no? Province confinanti tra regioni confinanti che possono avere questo scambio, che è uno scambio, come si può dire, a favore dei congiunti, perché molti hanno magari partner dall'altra parte nell'altra regione, quindi c'è un tema anche di ricongiungimento tra congiunti. Presidente, può essere che me lo sia perso, mi scusi nel caso, ieri la collega Marchiori sollevava il caso dei guanti negli esercizi per l'abbigliamento. È stata sistemata la cosa? Può essere che me la sia persa io, mi perdoni? I guanti... Sì, ieri avevamo detto che c'era il tavolo tecnico che se ne sarebbe occupato, l'aveva sollevato Ilaria Marchiori, e domani penso di aver risolto la roba. La ringrazio. Prego. Se i giornalisti hanno terminato, una maestra che voleva fare una domanda, poi ci sentiamo domani. Se gli assessori non hanno chiarimenti, se c'erano in più due, meno due. C'è Alda. C'è ancora Alda? Meno due, sì. Sì, buongiorno Presidente, buongiorno a tutti. Buongiorno. Sono Fabiana, coordinatrice, amministratrice di una scuola, un servizio 06 di Mestre. La mia domanda è, appunto, questa mattina abbiamo seguito attentamente quello che ha detto l'assessore Lanzarin, e che ringraziamo per l'impegno. E noi speriamo, risottolineo l'importanza per noi di avere una data di riapertura del servizio 03 abbastanza urgente, e delle certezze rispetto appunto a questa fascia, visto che il 3-6 è abbastanza sistemata. Ecco, per noi risottolineo l'importanza anche dei fondi, perché se i fondi stanziati sono solo ed esclusivamente erogati alle scuole, diciamo, dell'infanzia parificate e i nidi accreditati, è chiaro che per noi diventa un problema, perché noi siamo comunque privati e autorizzati dalla Regione. Quindi noi ci speriamo veramente tanto. Un'altra problematica che ci affligge un po' è il protocollo della fascia 3-6, quindi scuola dell'infanzia, per capirci, che il rapporto numerico è assolutamente insostenibile sotto il profilo diciamo economico. Quindi noi ci auguriamo che vengano un po' modificati i rapporti, che normalmente sono 1:28 e sono diventati 1:5. Cioè non riusciamo assolutamente, moltissimi di noi, almeno il 90%, non riusciranno ad aprire con questo rapporto numerico. Quindi noi speriamo che qualcuno si prenda un po' la responsabilità di farci aprire con serenità, non solo sotto l'aspetto, diciamo, pratico, tecnico, ma anche sotto il profilo economico, perché sono 3 mesi che noi siamo a fatturato zero e siamo molto in difficoltà
infanzia e nido e le colleghe che hanno i nidi in famiglia. Quindi credo che sia importante valutare anche questa cosa, se no mi sa che qualcuno dovrà prendersi la responsabilità di dire ai nostri bambini che le scuole sono chiuse e non ritroveranno più le loro maestre. Ma guarda, io ho ben chiara qual è la situazione. Dopo lascio la parola anche all'assessore Lanzarin, così vi dà un'ulteriore spiegazione e aggiornamento. Considerate che siamo partiti da una situazione nella quale non era minimamente accettata qualsiasi forma di riapertura, perché noi siamo partiti da lì nella discussione, il che non vuol dire che noi avevamo capito tutto e a Roma non avevamo capito nulla. C'era di mezzo la preoccupazione di natura sanitaria. Per dire la notizia che c'è stata ieri di un'infezione di 70 bimbi nelle scuole francesi, comunque ha fatto il giro del mondo, poi il tema della sindrome di Kawasaki per gli altri aspetti ha pesato tanto. Allora, noi quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto, abbiamo prodotto le linee guida che sono la condizione unica per poter riaprire. Abbiamo ben chiaro tutto il tema dei nidi privati, di tutto quello che sono autorizzati, giustamente come ha detto lei, e quindi vanno tutelati. L'impossibile lo facciamo, considerate che dall'altra parte abbiamo un interlocutore che deve comunque rispondere a quello che facciamo. Adesso l'ordinanza verrà fatta, si cerca di partire e dopodiché anche sul fronte delle risorse abbiamo delle idee. Dopo io devo salire che ho la conferenza dei presidenti, vi lascio però per un intervento anche sul tema risorse dell'assessore Lanzarin, così vi dà magari così da seduti, non in piedi da piazzale, vi dà magari ulteriori delucidazioni. Se non avete altro, grazie. Prima di dare la parola all'assessore Lanzarin vorrei che lui abbia chiarimenti sul meno 2 Boso. Lascio Bottacini e poi Lanzarin. Grazie, buongiorno. Ma il meno 2 è presto spiegato, nel senso che rispetto al bollettino di ieri sera sembra che ci siano 2 casi in meno da inizio contagio. In realtà vengono inseriti i dati anche dei dubbi, che però i dubbi, voi sapete, vengono rifatti e quindi se nel secondo tampone risulta negativo vengono tolti, ok? Ed è il motivo per cui magari in passato questo non traspariva perché i numeri erano grandi, no? Perché voi vedete il meno 2, ma il meno 2 è dato da un meno 4, un meno 1 e un più 3 magari, no? E siccome in passato i casi positivi erano in continua crescita, questo faceva scomparire questi dati poi che venivano verificati. Ovviamente andando verso dei dati che sono di incremento molto basso, l'abbiamo detto, dell'ordine dell'1-2 per 1000 o addirittura di quasi non incremento, è chiaro che emergono questi dati ed è uno dei motivi per cui eravamo passati all'unico bollettino giornaliero, quello della mattina, rispetto a quello doppio della mattina e della sera. Infatti se voi controllate con quello di ieri mattina il dato è assolutamente coerente e quindi non ci sono... Sulle 24 ore non teniamo conto. Sì, esatto, anche noi non ci sono infatti quando è stato detto c'è un dato, dico come a me non torna, perché io non lo guardo neppure quello della sera, cioè nel mio modello matematico neanche lo inserisco, tanto per dire, quindi non c'è problema. È chiaro che quando i numeri sono piccoli basta che ci siano 5-6 casi dubbi e questi vengono registrati, poi il giorno dopo scompaiono. Uno dice: ma come sono scomparsi? No, non sono scomparsi, sono stati verificati. Però nel dubbio ci si prende dalla parte, questo a conferma del fatto che non si vuole nascondere nulla, anzi, cioè, mettiamo tutto quello che c'è, casomai in più. Poi un giorno Carlo mi farà parlare della protezione civile. Ma... Posso solo ripetere le parole del Presidente: ingegneri grati di esistere, ha una risposta quasi sempre per tutto. Insomma. Poi un giorno Carlo mi farà parlare della protezione civile perché gli preparo sempre i dati ogni giorno. Ma... Quindi il report è rimandato? Mi pare di capire di sì, anche perché c'è ormai l'1:30. Cioè, 5 minuti magari, so che a quest'ora magari un po' tardi. Quando riusciamo lo facciamo, cioè credo che se li meritino i 5 minuti volontari a protezione civile.
Posso chiedere una cosa a proposito delle curve di previsione, quindi del modello matematico? Sempre. Rispetto a quello di avvio, a quello iniziale, rispetto all'avvio delle previsioni iniziali, quanto i dati della situazione attuale si discostano dalla previsione e quanto mediamente, insomma, la previsione iniziale ha corrisposto? Io, se volete, anche questo a Carlo ho dato delle slide, se volete ve lo spiego, poi vi annoiate tutti, vi addormentate. No, ma senza spiegarlo in maniera tecnica, come ha fatto ieri Rigoli per la signora Maria, lo posso spiegare. Nella fase iniziale, le prime curve, cioè siccome non si sapeva cosa stava succedendo e il virus era sconosciuto, abbiamo utilizzato i dati che si trovano in letteratura, che vengono utilizzati nei casi di epidemie relativi a influenze. È chiaro che questo dato dava una curva che era esplosiva, esponenziale, cioè una crescita molto rilevante che nei primissimi giorni si è rivelata essere esattamente quella. Quindi il dato che abbiamo trovato in bibliografia, in letteratura e che abbiamo utilizzato come base di partenza per il modello matematico, purtroppo aveva riscontro nella realtà, il che voleva dire che i casi nel giro di qualche settimana sarebbero stati tali da non solo riempire tutti gli ospedali, ma andare anche oltre in overbooking rispetto alla possibilità che avevamo di offrire come offerta sanitaria. E quindi si è agito in due direzioni, cercando di contenere il virus quanto più possibile con due misure principali, che sono la restrizione, che è quella che ha adottato anche a livello nazionale e noi con le ordinanze, e la seconda quella del andare a caccia del virus, no? Cioè cercarlo, isolarlo, mettere in isolamento i suoi contatti in modo da rompere i fronti di espansione del virus, e questa è una cosa che ha pagato. E dall'altra di allargare l'offerta sanitaria, quindi abbiamo aumentato di non poco i posti letto in terapia intensiva e in terapia non intensiva, questo ovviamente in parallelo. È chiaro che nel momento in cui tu vai a intervenire con due misure correttive, la restrizione e la caccia al virus, devi ritarare il modello. Ok? Perché è chiaro che se fai qualcosa anche il modello, la curva si abbassa e dice ma cosa sta succedendo? Quindi l'abbiamo ritarato, si è ritarato in maniera corretta. Io non l'ho mai pubblicato perché il Presidente giustamente, correttamente, come sempre accade, è chiaro che questi sono elementi di previsione, quindi possono avere dei margini di errore, e li hanno, però il margine di errore può essere anche grande, quindi è chiaro che è molto delicato dare un dato del genere e renderlo pubblico, però noi ce l'avevamo sotto gli occhi. Oggi ex post vi posso far vedere le due curve, quella del modello ritarato secondo i nostri canoni e quello reale che c'è stato, e vedrete che c'è sovrapposizione, anzi c'è stato un paio di settimane fa che il modello stava dando un riscontro più basso rispetto a quello che era in realtà, e poi si è spiegato col fatto, vi ricordate, che ci hanno detto ma quelli che si negativizzano non devono rientrare, quindi vedrete una curva nostra molto più alta, quella reale, rispetto al modello, e poi crolla e si riallinea assolutamente al modello matematico, quindi vuol dire che tutto sommato era stato fatto anche bene, insomma, ecco. Non so se sono stato troppo confuso. No, chiarissimo, come sempre. Grazie Assessore Lazzarini sul problema scuole e riaperture. Sì, allora noi abbiamo fatto, prima di incontrare qui insomma i rappresentanti delle scuole, insomma dei nidi, delle materne, dei nidi che abbiamo incontrato, io ero in videoconferenza con tutte, quindi stamattina alle 10 con FISM, Assonidi, ANCI, allargata perché c'era Fede Solidarietà, Lega Coop, quindi il mondo della cooperazione sociale, c'era il mondo delle parrocchie perché c'era un rappresentante per tutti i vescovi del Veneto, c'era anche il mondo delle fattorie didattiche, insomma, quindi abbiamo raggruppato tutti i soggetti che oggi si occupano del 0-17, perché noi usciremo con un provvedimento che non è più solo 0-6 ma 0-17, quindi includendo tutta la parte di prima infanzia e tutta la parte poi dei centri estivi, fattorie didattiche, tutto quello insomma fino ai 17 anni. Il documento è stato oggetto di discussione ieri e di presentazione nel comitato tecnico che abbiamo detto si è costituito a livello di conferenza di regioni, che vede 5 regioni e il Veneto è coordinatore con la dottoressa Russo, la prevenzione, le altre regioni sono Emilia, Lombardia, Toscana e Campania.
Domani mattina c'è un nuovo incontro perché sono le stesse 5 regioni che stanno preparando anche le linee guida per attrezzature, parchi giochi, parchi divertimenti, centri sociali, insomma quello che manca, in modo da completare il percorso che abbiamo fatto la settimana scorsa in conferenza Stato-Regioni. Noi abbiamo presentato oggi questo documento, il documento arriva da anche trae un po' insomma di spunti da quelle che sono le linee che sono arrivate sabato sera mi sembra dal Ministero della Famiglia Nazionale, che parla appunto del 03 rispettivamente alle attrezzature parchi giochi e poi del 317 invece relativamente a tutto il resto, quindi ci sono delle linee che vanno anche in questa direzione. È chiaro che il documento è un documento che noi l'abbiamo presentato stamattina, sarà un documento che riavvia, fa ripartire, poi vedremo strada facendo l'evoluzione epidemiologica rispetto anche ai rapporti che sicuramente sono, lo sappiamo, penalizzanti, quindi rispetto operatore bambino per le fasce di età e quant'altro, però oggi ci dobbiamo attestare con determinati rapporti tra educatore, operatore, bambino o adolescente. Dopodiché in base a quelli che è il monitoraggio che noi facciamo anche a livello regionale, USL per USL, anche con i parametri che noi dobbiamo comunque consegnare ogni settimana al Ministero della Salute eccetera, monitoriamo bene e poi insomma passo per passo seguiremo. Quindi per noi il lavoro è completato, domani mattina credo insomma che troverà anche la parte finale insomma dalla conferenza del gruppo tecnico che è stato individuato all'interno della conferenza delle regioni, per poi avere invece l'ordinanza, gli altri provvedimenti che saranno quelli regionali, e quindi questa è la partita per quanto riguarda appunto il riavvio delle attività 017. Per quanto riguarda invece l'aspetto economico, che era l'altra tematica che interessava chi oggi è venuto qua, noi conosciamo molto bene la tematica appunto legata a nidi in famiglia piuttosto che i nidi che sono autorizzati e accreditati ma non rientrano nel riparto che noi solitamente facciamo perché sono dopo il 2010 e quindi su questi stiamo recuperando delle risorse, quindi ho anche detto a loro ci saranno dei provvedimenti che vanno anche comunque a individuare delle risorse specifiche per queste strutture. Domande? Quindi è confermato, Malavasi. Assessore, quindi è confermato che da lunedì, se le strutture sono in grado di organizzarsi, se gli insegnanti vengono reperiti, se ci saranno tutti i gruppetti, il rapporto tra bambini, tutto potrà riaprire? Sì, allora noi con l'ordinanza che il Presidente farà venerdì, presumo quindi domani è venerdì, domani pomeriggio, noi daremo il via probabilmente dal lunedì. Poi è chiaro che ogni struttura in base a sanificazione, preparazione e quant'altro si organizzerà rispetto anche a quelle che sono le attività da fare all'interno di queste strutture, quindi questo è il discorso, perché poi è un'organizzazione appunto che va in questa direzione. Abbiamo anche chiarito che non ci vorrà nessuna autorizzazione da parte dei comuni, perché comunque nel provvedimento, nelle linee guida nazionali si parla di autorizzazione comunale, ma vigono le autorizzazioni che ci sono. C'è un discorso, e questo qui insomma è condiviso con tutti, di un patto di responsabilità tra enti gestori, genitori e lavoratori rispetto appunto, perché poi la sorveglianza, chiaro che è una sorveglianza attiva sui bambini, sui familiari, sui lavoratori, che deve essere fatta da parte di tutti. Grazie a tutti. Malavasi, poi chiudiamo, grazie. C'è anche Salmaso, ma dietro la colonna Salmaso è un po'... rientrano, non ho capito bene, se rientrano fra le strutture che verranno aperte anche nidi e materne pubblici oppure no, statali, comunali intendo, e l'altra cosa è se dal punto di vista della questione economica se si potrà accedere, come e quando eventualmente, ai 150 milioni del decreto rilancio. Allora, sui 150 milioni abbiamo pochissime notizie anche noi, sappiamo che ci sono, non c'è ancora un'istruttoria su questo, si parla di comuni, non di regione, quindi faremo insomma anche noi le nostre dovute osservazioni rispetto a questi, che però sono solo per i centri estivi, almeno vengono quantificati i centri estivi, quindi 3,14, 3,17, almeno così dalle letture che noi abbiamo fatto
C'è però l'estensione del bonus babysitter anche per chi consuma il bonus all'interno di strutture per la prima infanzia, quindi hanno allargato quello, quindi non solo più con recuperare appunto una persona per l'accudimento dei figli a casa, ma anche chi consuma insomma all'interno di una struttura, di un servizio prima infanzia, quindi c'è stata un'apertura su questo. Ed è stato anche aumentato, poi sappiamo insomma le difficoltà con INPS e quant'altro insomma per averlo e tutto il resto. Mentre la domanda era? Allora oggi era presente anche, come in tutti gli incontri, anche l'ufficio scolastico regionale. L'ufficio scolastico regionale rispetto a tutta la parte pubblica faranno tutta una serie di valutazioni e comunque anche loro gli servirà molto questa parte di partenza di tutto il resto per capire bene poi quando ci sarà anche la ripartenza di tutto il pubblico, quindi gli servirà. Volevo capire anch'io un po' più nei dettagli la parte economica, nel senso che mi pare che i contributi alle famiglie siano stabiliti nel DPCM Conte, quindi 1.200 euro per il bonus babysitter, le famiglie ne hanno diritto, devono presentare le domande secondo le procedure stabilite dal governo. Qui mi pare che le signore, le operatrici, sollevino un'altra questione. No, ma infatti non volevo capire bene questo, Assessore. Distinte. Perfetto, mi faccia capire questo, cioè loro è da mesi che non percepiscono lo stipendio e non sanno se rientrano nei provvedimenti della cassa integrazione stabilita dal governo secondo i criteri. No, è un'altra cosa. Allora ci faccia capire bene che tipo di risposta pensate di dare a loro. Ci sono delle strutture che, siccome sono state autorizzate e accreditate dopo il 2010, legge regionale appunto che individuava tutta una serie di caratteristiche eccetera, non accedono ai contributi insomma previsti che noi diamo alle scuole paritarie e quant'altro, strutture per eccetera, e quindi queste strutture insomma chiedono in questo momento un aiuto. Sono una cinquantina di strutture e in più ci sono i nidi in famiglia. Là vedo scritto 232, io ho un dato di 250, ma comunque va bene. No, sono le strutture, sono queste. Il numero delle strutture, poi bisogna capire quanti bambini hanno, non ho adesso il numero dei bambini, sono il numero delle strutture che i miei uffici hanno censito. Sono le mie strutture, quelle che i miei uffici hanno censito. Questi sono i numeri che ho approssimativamente, ma non ho il dettaglio qui. Quindi loro parlano di questa partita che abbiamo detto con fondi regionali, quindi non c'entrano niente questi fondi nazionali. Stiamo provvedendo per recuperare delle risorse per metterle in questa partita con fondi regionali. Non è la cassa integrazione, diamo un contributo a queste strutture che serve per il sostentamento di queste strutture, come lo diamo per le strutture paritarie che invece rientrano nell'altro riparto. Ovviamente sono finanziamenti di le strutture e poi le strutture decidere come gestirli, certo mi pare evidente. Non è quindi sono due cose distinte. Sì. Perfetto, va bene, grazie. Signori, scusate. Abbiamo la conferenza. La conferenza stampa, non è un'assemblea, scusatemi. Dobbiamo scappare su che abbiamo i governatori tutti in fila. Eccoci, allora siamo nuovamente in studio, avete sentito la conferenza stampa del Presidente della Regione Zaia, il consueto appuntamento quotidiano appunto con i dati e con tutte quelle che sono le novità relative alle ordinanze e all'andamento dell'epidemia di coronavirus nel nostro territorio. Possiamo riepilogare insieme quelli che sono i dati, è appena arrivata la tabella appunto relativa all'aggiornamento dei casi, la vediamo insieme. Per quanto riguarda quindi i positivi, attualmente positivi nella nostra regione ci sono 3.286 persone con un totale di 19.038 positivi più 8 rispetto a ieri. Tamponi effettuati nelle ultime ore sono sull'ordine dei 10.000 al giorno, ha detto il governatore Zaia. Il
tutto ci porta ad un complessivo 548.000 tamponi fino ad ora eseguiti. I soggetti in isolamento sono 3.210, meno 249 rispetto al precedente bollettino, 566 i ricoverati, meno 9 rispetto alla giornata di ieri, e in terapia intensiva le persone ricoverate sono 46, meno 1 rispetto a ieri, 3.229 i dimessi più 13 rispetto a ieri. Complessivamente le persone che hanno perso la vita sono 1.141 in Veneto, 1.337 dei quali in ospedale. Questa dunque è la situazione per quanto riguarda l'evoluzione dell'epidemia nel nostro territorio. Torniamo ora a ricollegarci via Skype con Mauro Michielon, presidente dell'ISRA. Stavamo parlando con lui prima appunto della conferenza stampa per quanto riguarda la situazione nelle case di riposo trevigiane. Buongiorno Michielon, grazie allora per essere ancora qui con noi. Mi premeva insomma concludere il discorso per quanto riguarda la situazione attuale negli istituti. Abbiamo sentito prima insomma quanto è accaduto in questi mesi e come fortunatamente nelle case di riposo trevigiane gestite dall'ISRA si sia riuscito a mantenere fuori dagli istituti il virus, e sappiamo quanto questo sia importante alla luce della percentuale purtroppo drammatica di decessi che si sono verificate appunto nelle persone più anziane. Ora Michielon, la situazione negli istituti trevigiani com'è? Come si potrà, diciamo, ritornare alla normalità, se questo sarà possibile? Sì, noi stiamo già accogliendo nuovi residenti, cioè persone che scelgono di venire in casa di riposo. Viene fatto un tampone preventivo e poi devono avere un isolamento di 14 giorni precauzionale, però già accettiamo persone nelle case di riposo di ISRA. Ecco, questo è già un segno di normalità. Da martedì noi abbiamo iniziato a far sì che i familiari possano fare dei colloqui attraverso il vetro chiaramente con i loro cari. Questo perché? Perché siamo in attesa delle disposizioni generali da parte dell'ASL, ma anche perché vorremmo come case di riposo attuare tutti lo stesso metodo per evitare sistemi diversi di accettazione dei familiari. Massima precauzione perché questi mesi le case di riposo non è che abbiano avuto una grande pubblicità positiva, ecco. Perciò noi come ISRA siamo stati anche bravi ma anche fortunati, però riteniamo che la fortuna debba essere aiutata con la prudenza. Ecco, su questo naturalmente non c'è dubbio, perché alla luce di quanto successo anche nel nostro Veneto per quanto riguarda le case di riposo, ancora più drammaticamente in altre regioni, è chiaro che bisogna mantenere l'attenzione massima, ricordando appunto che queste misure servono proprio per proteggere i nostri anziani. Quindi naturalmente è chiaro che al desiderio di poter rincontrare i propri cari che si trovano appunto nelle case di riposo deve anche fare da contrappunto insomma la giusta e doverosa necessità di proteggerli il più possibile fino a quando questa emergenza non sarà del tutto terminata. Certo. Quindi insomma un appello anche alla pazienza. Le faccio proprio velocissimamente un'ultima domanda prima di salutarci. Noi abbiamo visto tutta questa situazione dal di fuori, vista dal di dentro, vista dagli anziani. Come hanno vissuto gli anziani questi 3 mesi così difficili? Allora, chiaramente ogni anziano la vive in maniera personale. Io faccio un esempio banale mio. Ho mia mamma in casa di riposo e ogni volta che ci sentivamo al telefono lei era preoccupata per me, cioè diceva a me di stare attento,
Ecco, questa era la sua preoccupazione, perché avendo la televisione vedevano cosa succedeva al di fuori delle case di riposo e c'era questa preoccupazione. Ecco. Poi ci sono altri anziani chiaramente che la vivono in maniera diversa. C'è stato di grande aiuto Skype, le videochiamate sono stato un grande aiuto, perché il vedersi è importante. Ecco. Però, ripeto, vedersi via Skype è una cosa, vedere la persona attraverso il vetro è un'altra cosa, ecco, perché ti dà un senso di vicinanza che sicuramente non ti dà il telefono e neanche Skype. Sicuramente, in attesa di poterci finalmente riabbracciare tutti quanti, cosa che di fatto non possiamo fare nemmeno con le altre persone, insomma, che non sono ricoverate. Ricordiamoci, insomma, che le misure e il distanziamento sociale va comunque mantenuto in questo momento, ancora di più forse in questo momento così delicato quale la fase 2. Ecco, Michelona, allora io la ringrazio molto e porti un caro saluto e un caro abbraccio a distanza a tutti gli anziani che sono ospitati nelle strutture e che hanno vissuto questo momento così difficile appunto in seguito all'epidemia di coronavirus. Grazie e buon lavoro a Mauro Michelona. Grazie a tutti i telespettatori, grazie. Arrivederci allora al Presidente dell'Isla. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi perché tra pochissimo parleremo di commercio ambulante e dei problemi che si sono verificati in questi giorni. A tra poco, linea alla regia, pubblicità. Ed eccoci nuovamente in diretta con l'edizione straordinaria dei nostri telegiornali. Parliamo ora di commercio ambulante. Abbiamo in collegamento Gilberto Marcolin, presidente dell'Associazione Commercio Ambulante e Microimprese Goia del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, per affrontare questo argomento. Buongiorno Marcolin, grazie per essere a tutti quanti, grazie in collegamento con noi. Allora parliamo di commercio ambulante, parliamo di mercati, perché da lunedì con la riapertura ai vari settori merceologici, appunto dei mercati settimanali, un po' in tutto il Veneto in ordine sparso, ma anche in Friuli Venezia Giulia, nel Veneto orientale, ci sono state proteste, malumori, malcontento da parte degli esercenti, dei commercianti ambulanti. Allora vuole spiegarci che cosa sta succedendo? Cioè, praticamente è successo che da lunedì è stato dato via libera a tutte le attività commerciali, tra cui ci sono anche i commercianti ambulanti. Il problema è che non è stata studiata una fase di ripartenza semplice per tutti i comuni, per chi deve gestire queste cose. Ci siamo trovati di fronte ad alcuni comuni che hanno recepito, ci hanno ascoltato, ci hanno contattato per avere una mano, e siamo ripartiti benissimo. Ci sono comuni che hanno pensato di stravolgere completamente le piazze, non si sa neanche come abbiano pensato una cosa del genere, e hanno creato dei problemi che sono non solo che l'operatore si ritrova in un posto che non è il suo storico, ma con difficoltà logistiche, con difficoltà di ricontattare il cliente. Noi ci stiamo mettendo adesso al pari con alcuni comuni che ci hanno ascoltato. Per esempio stamattina abbiamo fatto una mini protesta al comune di Noale per il mercato settimanale. Si è risolta benissimo perché l'amministrazione all'inizio era un po' restia ad ascoltarci. Poi alla fine gli abbiamo spiegato le nostre ragioni, si sono trovate d'accordo con noi, anzi hanno capito che alcune cose sarebbero migliorate ascoltando i nostri piccoli consigli e hanno deciso di riaprire il mercato normale per giovedì prossimo. Ci sono comuni invece che non vogliono ascoltare perché hanno preso la palla al balzo per prendere il mercato e spostarlo dalla sede storica per non so quali motivi, e lì il discorso è proprio duro, non tenendo conto il fatto che l'ambulante è un'azienda, una partita IVA come un'altra, quindi deve avere gli stessi diritti che a qualsiasi altra azienda commerciale.
Ecco, credo che lei in questo caso si stia riferendo proprio al fatto che per esempio parecchi comuni hanno consentito, anzi direi la quasi totalità dei comuni ha consentito a bar piuttosto che a ristoranti di ampliare notevolmente i plateatici all'esterno per poter utilizzare più tavolini, viste insomma le distanze che devono essere ora mantenute tra un tavolo e l'altro, tra una postazione e l'altra, e quindi magari il posto dove storicamente stazionava una bancarella nel giorno del mercato settimanale, ora per esempio è occupato da un plateatico, per cui in quasi tutti i comuni, insomma, laddove il mercato si svolga in delle piazze, come accade quasi dappertutto, insomma, è necessario rivedere in qualche maniera gli spazi dei banchetti. Ma guardi, io di questo le do perfettamente ragione, ma comunque con questa cosa noi conviviamo da sempre, perché per esempio io sono un ambulante da 3 generazioni, quindi con queste cose ci adattiamo da sempre. Il discorso dell'aumento plateatico può essere fatto tranquillamente 6 giorni e mezzo alla settimana. A noi basta una mattina a settimana, perché poi ce ne andiamo. Cioè, quindi non vorrei che venisse percepita come una guerra con gli esercenti, che anzi sono nostri amici. È proprio un discorso logistico da parte dei comuni, degli uffici tecnici, che non riescono a coniugare le linee guida date dalle regioni e dai DPCM con quello che è il nostro lavoro, perché tutti conoscono il mercato, tutti vedono il mercato, però sono pochissimi quelli che conoscono i meccanismi del mercato. E noi siamo qui per questo, cioè nel senso, come associazione sindacale non siamo quelli che fanno solo confusione, anzi se possiamo lo evitiamo. Quello che cerchiamo di fare noi è far capire come funziona un mercato, e le amministrazioni che ci ascoltano poi alla fine convergono con noi e le situazioni vanno tutte a sistemarsi. Quindi insomma l'importanza secondo voi è soprattutto quella della postazione storica, insomma, perché il cliente sa che il suo banchetto di riferimento è in quella posizione e va lì a cercarlo. Se magari ne trova un altro oppure trova il plateatico di un bar, il cliente è perso, o il cliente comunque cercherà il suo negoziante di fiducia. Per noi tante volte basta anche lo spostamento di 1 metro, o che la nostra postazione invece di essere orizzontale è verticale, la gente non ti trova più. Sembra una cosa strana da capire, però le dico che in esperienza noi tutti gli ambulanti hanno vissuto degli spostamenti, e quando vieni spostato ti ci vogliono minimo 2 mesi per ritornare a regime. Quindi noi adesso ci troviamo che abbiamo 2 mesi di lockdown, 2 mesi di spostamenti, 2 mesi, poi ritorneremo ad essere quelli che eravamo, quindi abbiamo perso tranquillamente 6 mesi, 1 anno per nulla. Ecco, c'è un'altra questione, Marcolin, che mi premeva affrontare con lei, perché è un problema che purtroppo si è verificato in molti mercati in questi primissimi giorni, insomma, di riapertura a tutti i vari settori merceologici, è appunto quello degli assembramenti. Sappiamo naturalmente come in questa situazione debbano in qualche maniera cambiare anche quelle che sono le abitudini del consumatore nell'approcciarsi al mercato, così come naturalmente al negozio, al bar e a tutte le altre attività commerciali. Forse nel mercato è un po' più difficile controllare, nel senso che la gente affluisce, diciamo, con maggiore libertà rispetto al negozio, che magari ha una porta, un'entrata, un'uscita, e quindi è più facile comunque far capire quelle che sono le nuove regole. In questo senso, diciamo, voi come ambulanti siete in qualche maniera anche investiti di questo nuovo ruolo di garantire comunque la sicurezza, perché se si verifica insomma un assembramento davanti al vostro banco ne risentite anche voi. Grazie della domanda, è intelligentissima come domanda. Infatti noi stiamo non solo battendoci per aprire i mercati semplicemente, ma stiamo cercando anche di istruire i nostri colleghi, tutti gli ambulanti, ad adottare delle regole chiare, semplici, ma che evitano assembramenti o che evitino code. Sono piccole tecniche semplicissime che abbiamo già preparato nelle nostre linee guida, nei nostri dossier da presentare ai comuni, in maniera che sì, la gente possa passare per il mercato, ma diventi un flusso continuo, non un assembramento.
Infatti molti dei nostri colleghi si sono modificati le postazioni, hanno usato DPCM, dispositivi per evitare assembramenti, evitare code, evitare che la gente stia troppo vicina. Abbiamo modificato anche le nostre abitudini, cioè questo vogliamo far capire noi, che noi siamo disposti comunque, essendo mobili, ad adattarci alle situazioni e a farci anche portavoci verso le persone, a muoversi per il mercato in sicurezza, sia l'operatore sia il cliente. Possiamo essere anche una misura che il comune può adottare per informare le persone che frequentano il mercato, perché io ho parlato oggi con 150 miei colleghi al mercato di Nuale, tutti hanno capito chiaramente quelle che sono le linee da dover seguire per poter lavorare e sono tutti disposti a mettersi in gioco di nuovo, ricrearsi una nuova volta per dire facciamo questi mercati in totale sicurezza e nel rispetto della salute pubblica. Certo, sicuramente, quindi insomma speriamo che con questo confronto che avete già cominciato insomma ad avviare con le varie amministrazioni comunali si riesca in qualche maniera a risolvere la questione nell'interesse di tutti, naturalmente la vostra come esercizi, quella dei cittadini che amano insomma particolarmente nel nostro Veneto questo tipo insomma di acquisti. Grazie mille allora Gilberto Marcolin per questo collegamento, buona giornata anche a lei. Noi torniamo a Marghera perché ci richiede la linea Anna Maria Parisi, che ha seguito appunto poco fa la conferenza stampa del governatore Zaia e la protesta delle maestre. Anna Maria, a te. Eccoci. Dunque una protesta e manifestazione delle maestre, delle educatrici dell'infanzia, dei nidi e dei nidi in famiglia che è andata a buon fine, considerato che il governatore Zaia non solo è sceso dal suo ufficio al primo piano qui dell'unità di crisi della protezione civile, le ha ricevute all'ingresso mentre stavano manifestando e le ha invitate a seguire la conferenza stampa in diretta, accogliendo le loro richieste al punto da mostrare, da rendere visibili i loro reclami con i cartelli che sono stati esposti a vista in modo che fossero visibili da tutte le telecamere presenti. Quindi che cosa accadrà? Accade che l'ordinanza con le linee guida regionali per quanto attiene la categoria non soltanto dei bimbi da 0 a 3 anni, per cui manifestavano oggi il centinaio di educatrici presenti, ma la linee guida verranno adottate da 0 a 17 anni, quindi da lunedì prossimo la speranza è quella che possano riaprire tutti i nidi privati, così come i GREST e i centri per l'infanzia privati. Adesso il governatore ha terminato la conferenza e si è già riunito con la conferenza regionale in videoconferenza, ecco, scusate il gioco di parole, stanno discutendo sicuramente anche di quanto è accaduto poco fa qui all'unità di crisi. Quindi hanno manifestato anche i nidi in famiglia che dicono non rientrano nelle ordinanze regionali che li contempla perché sono successivi all'ordinanza del 2010, ma comunque, ha assicurato l'assessore Emanuela Lanzarin, è stato stanziato e verrà stanziato quanto prima nell'immediatezza un fondo in bilancio perché possano avere a disposizione un contributo. Così anche per una cinquantina di strutture private. Quindi la questione degli assembramenti per la famosa Movida che appunto documentiamo giorno dopo giorno nel corso delle nostre inchieste, non soltanto lungo i locali, nei ristoranti e nei bar del nostro territorio,
ma anche assembramenti per quanto riguarda i vaporetti in centro storico. Dunque, da una parte quelli per quanto riguarda gli assembramenti per quanto riguarda la Movida, a una nostra precisa domanda e richiesta, che poi ci siamo fatti portavoce delle richieste di tanta gente, di tante persone, di prevedere un'ordinanza che contempli una chiusura anticipata dei locali per le 22:30, il governatore è stato chiaro. Adesso se prevede un'ordinanza di questo tipo, ha detto, significa che il Veneto con i suoi cittadini è un fallimento da parte appunto della cittadinanza stessa, quindi verrà monitorato da qui ai prossimi 10 giorni il modello matematico, ma se ci saranno delle recrudescenze per quanto attiene appunto alla positivizzazione di nuove persone, allora ecco che lì verrà contemplata una misura più restrittiva, quindi un'ordinanza che deciderà d'imperio a questo punto di chiudere prima i bar e i ristoranti. Certo. Poi, Anna Maria, quindi il rischio, Anna Maria, e questo è quello di cui parleremo proprio adesso con il presidente dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana Benazzi, è proprio quello di tornare indietro e quindi di dover essere costretti, esatto, insomma, a richiudere tutto e a ritornare a riempire le corsie degli ospedali. Quindi naturalmente questa è l'ipotesi che nessuno vorrebbe si verificasse, ma che rischiamo concretamente, certo, possa riverificarsi se continueranno ad esserci dei comportamenti come questi. Anna Maria, allora grazie mille a te e a Sandro Ponchio per questo collegamento. Buon lavoro naturalmente ai colleghi della redazione di Venezia. Vediamo se abbiamo in collegamento il direttore dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana, Francesco Benazzi, proprio per parlare di questo. Non ancora mi dicono, allora ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria. Tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione straordinaria dei nostri telegiornali. Ci colleghiamo ora via Skype con Francesco Benazzi, direttore dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana. Buongiorno direttore, grazie per essere qui con noi e vogliamo proprio parlare di questo appello che lei ha voluto fare a tutti i giovani, perché le scene che abbiamo visto in questi giorni con Movida, con assembramenti davanti ai locali che solo lunedì scorso hanno potuto rialzare le serrande, sta preoccupando non poco il mondo della sanità. Direttore, che cosa potrebbe succedere? Beh, intanto buongiorno a lei e buongiorno a tutti. Ma credo che non dobbiamo mai sottovalutare il Covid-19, questo virus, che come tanti virologi stanno continuando a dire è subdolo e purtroppo è letale. Però non siano i morti che abbiamo avuto anche nella provincia di Treviso e le persone contagiate in provincia di Treviso, che per sgombrare il campo a qualsiasi tipo di ragionamento dove vengono colpiti solo persone anziane, sono stati colpiti anche i giovani e anche tanti giovani sono ovviamente dovuti entrare in terapia intensiva e hanno dovuto passare il calvario della terapia intensiva. Fortunatamente, grazie al fatto che appunto erano giovani e quindi non avevano altre patologie che si sovrapponevano, sono riusciti ad uscirne. Però decisamente, essendo un'infezione subdola, è pericolosissima. E quindi bisogna, ecco, io oggi non ho parlato di regole con i giovani, perché parlare di regole con i giovani quando uno è chiaramente giovane, anzi sarebbe quasi, come dire, una sfida superare le regole. Ho parlato di amore, cioè i giovani, ecco, vogliono essere liberi, vogliono amare le persone, i coetanei, vogliono amare la vita. E allora, proprio perché questa regola che loro riconoscono, che è quella dell'amore, dello stare insieme, ci porta all'etica del comportarsi bene. E quindi quando mi comporto bene non devo nuocere né a me stesso né agli altri e devo avere ovviamente amore per me stesso ma anche per gli altri e quindi di conseguenza se voglio bene agli altri, voglio amore agli altri, come dire, applico, non rispetto, applico
ovviamente dei principi che io ho chiamato il principio dei 3M sostanzialmente, che poi possiamo aggiungere quarta e quinta M, che vuol dire movida e morte, ma le 3M, scusi, sono così drastico, ma le 3M sono ovviamente mani, il lavaggio delle mani, mascherine che devo portare per nascondere ovviamente la piramide, il naso e la bocca, per evitare il droplet, perché è fondamentale questo, e il metro M, il metro di distanza. Se applico le 3M, non rispetto o non, come dire, applico le 3M, io riesco a dare amore agli altri perché salvo la vita agli altri e salvo anche la mia vita. Ecco, ricordiamo poi peraltro il metro di distanza è proprio il minimo sindacale. Vedevo proprio oggi è stato pubblicato un nuovo studio che appunto dice che il metro di distanza è il minimo in assenza di aria, in assenza di vento. Se ci si trova all'aperto e c'è un minimo di corrente d'aria, queste goccioline vengono trasportate anche a 4, 5, 6 metri di distanza a seconda dell'intensità del vento. Quindi è chiaro che vedere questi aperitivi all'aperto con centinaia di ragazzi attaccati uno all'altro fa veramente preoccupare. Assolutamente sì, l'OMS addirittura parla di 1,85 m, qualcuno parla di 2 metri, qualcuno nel momento in cui ci sia uno starnuto, quindi le droplet, le goccioline vanno oltre, parla anche di 3-4 metri. Ma vede, quando noi abbiniamo, io continuo a ribadire le 3M, significa sostanzialmente che oltre alla mascherina io metto, ovviamente tengo la distanza di 1 metro, le due cose sono la condizione sine qua non, una senza l'altra risulta difficile, per cui nel momento in cui io mi levo la mascherina all'aperto per poter bere l'aperitivo mi sposto di 1 metro, se per caso ho bisogno di starnutire, devo rimettere la mascherina, uso il gomito, cioè mi chiudo così ed evito ovviamente di portare le goccioline alla persona che mi è vicino. Sono delle semplicissime, come dire, modi di essere, cioè devono entrare un po' nel nostro DNA. È cambiato un mondo con ovviamente il Covid-19 e quindi dobbiamo cambiare un po' anche il nostro modo di essere. Il nostro modo di essere per un periodo, speriamo brevissimo, è anche l'uso della mascherina e la distanza di almeno 1 metro. Ecco, abbiamo parlato di ragazzi, di giovani in riferimento alla Movida, ma le immagini che abbiamo anche mandato noi in onda nei nostri telegiornali di questi ultimi giorni mostrano anche assembramenti o comportamenti, diciamo, scorretti di non uso della mascherina o di uso errato della mascherina anche da parte di adulti, insomma di chi frequenta il mercato o addirittura di anziani che si trovano al bar a bere lo spritz durante la giornata. Lo ricordiamo poi, se vale per i giovani, ancor più per le persone di una certa età che abbiamo visto, insomma, sono maggiormente vulnerabili e maggiormente esposte alle conseguenze più gravi di questo virus, no, direttore? Sì, guardi, io credo che noi pensiamo, ed è facile perché è umano questo, noi pensiamo che abbiamo l'illusione di aver capito cosa è successo e che finalmente quello che è successo è passato, per cui abbiamo l'ulteriore illusione di pensare che questo non avvenga più. Quindi dobbiamo sempre tenere alta la vigilanza, lo dico per i giovani, perché continuo a ribadire i giovani? Perché è più semplice che i giovani stiano insieme, perché è normale, è umano, dopo 2 mesi vogliono rivedere i loro amici, cioè è chiaro che però ricordo questi giovani che possono infettare un amico, l'amico fraterno, possono portare a casa il virus ai genitori, lo possono portare ai nonni e poi alle persone, diciamo, over 70 che si trovano giustamente tra di loro anche per giocare a carte, ricordo sempre cosa è successo ai giocatori di carte dell'area di Vittorio Veneto Conegliano, Orsago, quell'area dove un gruppo di giocatori si trovava a giocare a carte e si sono infettati tra loro e sono stati veicolo di infezioni per altri, provocando ovviamente anche tanti decessi. Ecco, io credo, guardi, noi abbiamo avuto 1.053 ricoveri in tutta l'US2 e 147 persone in terapia intensiva e anche tanti decessi. Io credo che non possiamo dimenticare questo, se abbiamo un cuore, se pensiamo che il nostro comportamento possa aiutare altri ed evitare che qualcuno torni in ospedale, io credo che convenga ancora essere un attimo, tra virgolette, ligi
alle linee che ci siamo dati, che continuo a ribadire: mascherina, distanza e lavaggio delle mani, che è fondamentale. Anche perché, lo voglio ricordare, la sanità è molto legata all'economia, nel senso che la sanità pubblica, che è straordinaria, come la sanità veneta, che è straordinaria, che dà tanto ai cittadini, i cittadini danno tanto alla sanità veneta, voglio dire, vive anche grazie ovviamente al PIL, quindi all'economia del tessuto sociale. E quindi quando noi creiamo un'epidemia facciamo dei danni anche al tessuto sociale, creiamo sacche di povertà, creiamo inflazione, ma soprattutto creiamo disoccupazione. Quindi io credo che tutto questo possa essere compreso e capito da tutti, perché ognuno di noi ha a cuore la propria terra, che è il Veneto, ma è la propria anche ovviamente struttura sociale. Il Veneto ha sempre garantito e ha cercato di garantire le fasce più deboli. Se noi continuiamo a tenere chiuso, il rischio è che queste fasce più deboli vadano ancora più in sofferenza. Sì, quindi sono tantissimi gli aspetti naturalmente che sono legati a questo, e l'abbiamo visto insomma per quelle che sono le ripercussioni che appunto stiamo vivendo in questi giorni e che molto probabilmente si protrarranno nel tempo, almeno in base a tutto quello che ci dicono le varie categorie economiche, ancora per molto tempo. Direttore Benazzi, dai numeri che lei ha citato poco fa si capisce la pressione enorme che c'è stata in questi 3 mesi sugli ospedali. Hanno retto fortunatamente le nostre strutture, ma veramente la pressione è stata importante. Ora la situazione com'è? Guardi, allora intanto ringrazio sempre, come ringrazio voi per quello che avete fatto a livello proprio di passaggio, anche oggi, grazie ancora, perché ci date una mano veramente a far passare il messaggio che ancora non è finita, che dobbiamo ancora essere vigili e attenti. Ma la situazione oggi, devo dire, è veramente una situazione ottimale, grazie al comportamento dei veneti, dei trevigiani, che hanno accettato questi 2 mesi di, come dire, di lockdown, di chiusura, eccetera. Ma grazie anche al modello del Veneto, che è riuscito a gestire quello che si doveva gestire negli ospedali, creando delle terapie intensive velocemente, raddoppiando il numero di terapie intensive che servivano e contemporaneamente lavorando molto sul territorio con l'isolamento. Oggi nei nostri ospedali sostanzialmente noi abbiamo 16 ricoverati complessivamente, di cui tutti, a parte uno che è in terapia intensiva ancora in terapia intensiva a Treviso e che esce oggi, sono a Vittorio Veneto, perché è rimasta una quota parte di ospedale Covid, cioè di ospedale che ha ancora la possibilità di ricoverare o comunque di portare alla conclusione della malattia persone che sono state colpite dal virus. Quindi la situazione oggi è ottimale. Proprio per questo dobbiamo evitare che partano ulteriori cluster, ulteriori focolai. L'OMS parla di epidemia quando ci sono 2 o più persone che sono contagiate insieme, magari dello stesso nucleo o comunque dello stesso nucleo sociale. Quindi dobbiamo proprio evitare questo, dobbiamo evitare che si riaccendano i focolai, perché naturalmente dopo significa entrare in ospedale e passare un calvario che, le posso dire, sentendo quelli che purtroppo hanno dovuto subire questo calvario, è realmente difficile. Nel momento in cui uno entra in questa spirale, è una spirale veramente che porta a difficoltà estreme, e una persona ne esce veramente provato da questa esperienza. Ecco direttore, tutti questi posti in più nelle terapie intensive che sono stati ricavati appunto per fronteggiare questa grandissima ondata di ricoveri che c'è stata in questi 3 mesi, verranno mantenuti? Che cosa succederà ora? Perché si parla anche di una ipotizzata recrudescenza insomma dell'epidemia in autunno, sperando insomma che vada bene adesso questa fase 2, per cui se dovesse esserci questa recrudescenza saremo pronti ad affrontarla, non ci coglierà impreparati così come è accaduto a febbraio? La Regione Veneto ha fatto un piano, e noi siamo ovviamente come US2 all'interno di questo piano, che vede il mantenimento, quindi fisico, il mantenimento fisico di stanze, quindi di ricoveri per la terapia intensiva. Noi, faccia conto, ne teniamo, come dire, pronti con le chiavi in mano, anche se non vengono utilizzati, restano chiusi, ma pronti sono 16 a Treviso e 18 a Vittorio Veneto, già pronti,
incrociando le dita perché non succeda, ma già pronti nel piano della Regione Veneto. Contemporaneamente manteniamo pronti, quindi chiusi ma pronti, 40 posti di malattie infettive a Treviso e 60 posti nell'ospedale Covid di Vittorio Veneto, ex Covid di Vittorio Veneto. Quindi diciamo che questa volta, anche se il virus è subdolo, noi siamo pronti ad affrontare questa futura evenienza. Però continuo a ribadire, ecco, noi vorremmo evitare che ciò avvenisse. Qualche cluster piccolo può succedere nel corso ancora del tempo, 1 o 2 infezioni, rare che si creano ma che possono essere gestite a domicilio. Nel momento in cui parte ovviamente l'infezione importante e si rientra in ospedale, negli ospedali il calvario per le persone continua, quindi noi veramente vorremmo evitare questo, però le dico, siamo pronti ad ogni evenienza. Ecco, adesso è anche stata predisposta proprio tutta questa barriera di isolamento per evitare che il virus possa entrare nuovamente all'ospedale. Purtroppo Treviso ha vissuto all'inizio dell'epidemia questo dramma, insomma, della geriatria, del reparto di geriatria, con tutte le conseguenze che purtroppo abbiamo raccontato in questi mesi. Ora c'è questo cordone, diciamo, per evitare, qualora il virus dovesse ripresentarsi in maniera importante, che possa entrare in ospedale e quindi contagiare anche ulteriormente, come è accaduto, pazienti e operatori sanitari. Assolutamente sì, oggi lo ripeto, noi siamo preparati perché abbiamo sperimentato sulla nostra pelle una serie ovviamente di problemi che si sono creati perché quando è successo, quando è entrato il 24 di febbraio, non si sapeva, noi sapevamo solo dalla Cina, dall'OMS, dal Ministero, che andavano valutate le persone che arrivavano dalla Cina, che avevano avuto contatti con la Cina o che avevano parenti o erano stati in viaggio di studio dalla Cina. Quindi questo era l'unico input, e con un'anamnesi seria. E se una persona era anziana e ci diceva che i parenti che con la Cina non avevano avuto nessun contatto, effettivamente noi non andavamo a approfondire ulteriormente, perché queste erano le linee guida. Dopo, chiaramente, lo sappiamo tutti, è scoppiato quello che è scoppiato, quindi è chiaro, oggi le linee guida della Regione, che noi stiamo applicando in modo pedissequo, quindi come ci viene richiesto, prevedono il controllo della temperatura. Ci scusiamo anche con gli utenti che dovranno fare un po' di coda, ma credete, lo facciamo per garantire chi è ricoverato in ospedale, perché oggi gli ospedali sono sicuri. Chi è ricoverato in ospedale. Infatti, direttore, io le ho fatto questa domanda proprio perché ancora molte persone sono restie ad andare in ospedale, anche se ne avrebbero bisogno, nel senso che comunque non dobbiamo dimenticare che le altre malattie non è che siano andate in vacanza, no? E quindi dobbiamo anche stare molto attenti a non trovarci poi a dover affrontare altre malattie che sono andate, come si dice, un po' troppo avanti, no? Perché uno non si è presentato ai controlli, perché non ha trascurato certi sintomi per paura di recarsi all'ospedale. Certo, continuo a ribadire, oggi gli ospedali sono sicuri perché misuriamo la temperatura, adesso da lunedì metteremo il braccialetto identificativo per chi entra, controlliamo la mascherina, diamo la mascherina, i guanti, il gel e poi ovviamente nei percorsi il paziente, la persona che entra all'interno di un reparto, gli viene rimisurata la febbre e fatta anche l'anamnesi. Quindi le maglie sono molto strette, vengono fatti i tamponi nei ricoveri, quindi voglio dire, gli ospedali sono sicuri. Continuo a ribadire e chiedo la cortesia alle persone di avere un po' di pazienza, perché facciamo queste cose e allunghiamo le code, perché il fatto stesso che il medico debba vestirsi e spogliarsi però dopo ogni visita, questo rallenterà anche le visite specialistiche. Stiamo lavorando però, guardi, con la telemedicina, abbiamo delle linee guida regionali, stiamo progettando una serie di interventi specialistici con la telemedicina, soprattutto nei controlli. Credo che in questa settimana abbiamo chiuso, nel senso che li abbiamo preparati tutti, ci confronteremo al tavolo con i medici di famiglia, sindacali dei medici di famiglia, e poi partiremo con questo. Questo porterà ad evitare che il cittadino si muova, venga ovviamente all'interno degli ambulatori, poliambulatori dell'ospedale,
perché le visite in controllo tenteremo di farle tutte da remoto, quindi utilizzando la telemedicina. Quindi una sicurezza in più allora per tutti i cittadini. Certo. Direttore Benazzi, io la ringrazio, grazie per il suo intervento, per essere stato con noi in questa diretta. Buon lavoro naturalmente come sempre, arrivederci. Grazie, saluti ancora. Allora noi abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, io vi ringrazio per averci seguito. Come sempre naturalmente l'edizione straordinaria dei nostri TG ritorna alle 17:30. Grazie a tutti e buon pomeriggio.